è importante la copertina per un semplice fatto. E se vedete quello spicchio che sta in fondo, no? L'ultima volta che sono venuto qua c'erano le Champs-Élysées perché vi ho illustrato che quello che ci si prospettava davanti era un percorso, quello del nuovo codice, e speravamo che alla fine ci fosse l'arco di trionfo, cioè che il codice funzionasse. Quello che avete dietro invece è una struttura che porta a uno dei più lunghi scivoli al mondo. E questo è di augurio perché abbiamo costruito la struttura del codice, adesso bisogna testare questo scivolo e non possiamo fare altro che salirci sopra, e già ci siamo saliti a partire dall'entrata in vigore di questo codice che nonostante un articolato regime transitorio, si può dire che è iniziato il 1° luglio di quest'anno, e quindi dobbiamo testare questo codice per vedere se funziona, se arriviamo fino in fondo sani e salvi. E devo dire che rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, qualche cosa già sta emergendo, cioè ci sono dei punti su cui è necessario riflettere. Oggi in questa occasione quello di cui vi parlerò è un tema che si può così definire. Questo codice aiuta la concorrenza, sì o no? E rispetto ai problemi che ha voluto risolvere, perché prima è emerso che il 50 fosse estremamente farraginoso, questo noi l'avevamo contestato come ANCE fin dall'inizio. Quindi effettivamente il 163 e poi il 50 erano peggiori di questo oppure no? Sotto il profilo della concorrenza, questo è molto diverso e andremo a vedere perché, e soprattutto andremo a vedere perché in certe occasioni riteniamo che questo codice non funzioni. Se come architettura generale si può dire che c'è maggiore cura di alcune situazioni che avevano portato a criticità nel precedente codice, e mi riferisco per esempio alle cause di esclusione che poi vedremo nel dettaglio, oppure il soccorso istruttorio o la suddivisione in lotti, c'è una maggiore precisione del codice. In altre parti qualche dimenticanza ci fanno capire che questo codice è ancora perfettibile, perché ci sono delle carenze di normazione che sono evidenti. Infatti uno dei problemi principali del precedente codice era l'ipernormazione, che ha portato a una semplificazione degli articoli, a una riduzione del testo normativo solamente virtuale, perché poi se consideriamo gli allegati come quantità, il codice non è di certo snello, no? Qui, tuttavia, occorre, e cercherò di coinvolgervi quanto più possibile sulla discussione di determinati argomenti, perché ci sono effettivamente dei problemi e delle soluzioni che il legislatore ci dà. La prima cosa che vorrei affrontare è il problema proprio generale della concorrenza, perché nella prima parte questo codice riporta tutti quei principi generali che sono stati elaborati negli ultimi anni dalla giurisprudenza in modo da dare una guida alla lettura dei successivi articoli. E i principi generali sono il principio del risultato, quindi se parliamo di opere pubbliche è indispensabile che portino all'esecuzione di un'opera pubblica, e questo a fronte di tantissimi cantieri aperti e mai finiti. Il secondo principio è quello della fiducia, e devo dire che su questo negli ultimi anni ho visto un grande miglioramento, cioè nella fiducia implicita la collaborazione tra amministrazioni e imprese, e devo dire che almeno noi come ANCE siamo spesso d'accordo con le stazioni appaltanti nell'individuare e cercare di risolvere dei problemi che sono comuni. E il terzo principio fondamentale è il principio dell'accesso al mercato. Quindi non c'è tra i tre principi principali quello della concorrenza, pur essendo un principio fondamentale dell'Unione Europea. Nel nuovo codice viene riformulato, tanto che l'ANAC ha voluto
rielaborare questi 3 principi dicendo che nel dubbio la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia nell'amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che prometta di favorire più ampio accesso al mercato da parte degli operatori economici. Questo che cosa significa? Che la concorrenza in sé per sé non è un valore, la concorrenza è un valore nel nuovo codice solo quando porti a un risultato, quindi quando porti effettivamente alla migliore realizzazione dell'opera possibile. Infatti all'articolo 3, che è quello dell'accesso al mercato, possiamo riscontrare quali sono i sottoprincipi che seguono quello dell'accesso al mercato, e sono il principio della concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità, che sono strumentali a che tutti i soggetti che sono interessati a partecipare a quella gara pubblica possano pienamente partecipare ad ottenere un determinato risultato. Quello che invece si nota ed emerge nel nuovo codice è una certa cura per le piccole e medie imprese, perché in più passaggi del codice c'è una postilla che va incontro alle piccole e medie imprese, e questo si nota nella previsione di requisiti speciali, nella suddivisione in lotti, nella riduzione della garanzia provvisoria, nei criteri premiali di gara, nei contratti di partenariato sociale, che andremo a vedere questi elementi poi singolarmente. Altro aspetto importante che sotto questo profilo deve anche monitorare la situazione italiana, la cabina di regia, per vedere se effettivamente è consentita ed è facilitata la partecipazione delle piccole e medie imprese. Quindi nel nuovo codice c'è un cambio di prospettiva essenziale rispetto al 50. La concorrenza in sé per sé non è un principio assoluto, ma è un principio bilanciato in ragione di diverse esigenze che sottintendono uno Stato che vuole dei risultati e uno Stato che vuole facilitare le piccole e medie imprese, come peraltro sottolineato anche nelle direttive comunitarie. A tale proposito, un'importanza essenziale rivestono quei possibili margini di incertezza che ci possono essere su alcuni argomenti. Primo fra questi, in passato dei ritardi erano stati dati dalla interpretazione delle clausole di gara e dalla possibilità di escludere un concorrente in base a elementi che erano stati aggiunti rispetto a quelli minimi previsti dal codice. Questo codice riporta ancora una volta il principio di tassatività delle cause di esclusione, che sono unicamente quelle riportate nel codice stesso, ma aggiunge un elemento importante che tra l'altro è frutto dell'opera associativa dell'ANCE, cioè qualsiasi clausola che è in difformità dalle clausole minime previste dal codice deve considerarsi nulla e non annullabile, quindi come non apposta. Quindi se c'è un elemento suppletivo per la qualificazione in gara che non è previsto dal codice, deve ritenersi come inesistente e il concorrente può partecipare. Questo ovviamente per facilitare l'accesso al mercato e quindi non limitare la platea di possibili soggetti interessati. Un altro elemento è quello dell'inserimento di possibili requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale che possano consentire un più ampio numero di potenziali concorrenti e l'accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese. Devo dire che questa parte dell'articolo 10, a mio modo di vedere, è abbastanza complessa perché
non sono riuscito a immaginare, forse è un mio difetto, come degli ulteriori requisiti che possono essere inseriti all'interno della gara di carattere economico, finanziario e tecnico professionale possano facilitare le piccole e medie imprese. Se si aggiungono requisiti, probabilmente è più facile che si diminuiscano le occasioni di partecipazione piuttosto che si aumentino. E questo, tra l'altro, è uno degli elementi che abbiamo come ANCE già contestato al legislatore. Un altro principio che è importante per la concorrenza è quello della rotazione, perché nel precedente codice era esplicato il principio della rotazione, nel senso che chi aveva partecipato a quella gara non poteva partecipare successivamente alla stessa gara, a meno che ovviamente non si trattasse di una procedura aperta e quindi non ci fosse un problema di rinvito dello stesso soggetto. Nel nuovo codice, molto più oculatamente, il principio di rotazione viene meglio delimitato, cioè non è essenziale che il soggetto abbia già partecipato alla stessa gara, ma che quel soggetto abbia già vinto una gara che è assimilabile alla precedente. Questo perché era stato da noi contestato che se un soggetto veniva invitato a una gara, e questo significa non partecipare per forza, ma essere semplicemente invitato, il fatto che non potesse essere invitato alla gara successiva costituiva sostanzialmente una distorsione del mercato, perché un imprenditore deve poter scegliere a quale gara partecipare, soprattutto se non c'è una suddivisione per importi. Quindi un'impresa grande può non essere interessata a partecipare a un piccolo appalto e poi vedersi precluso la possibilità di partecipare ad un appalto successivo molto più grande diventa estremamente penalizzante. Quindi devo dire che la ragionevolezza di questo codice in alcuni passaggi nasce proprio dal contenzioso che c'è stato negli ultimi anni sul 50, che ha consentito ai magistrati del Consiglio di Stato di elaborare questo codice, perché come ben sapete questo codice, differentemente dai precedenti, è frutto del Consiglio di Stato. Quindi qui nasce nella volontà dei consiglieri di Stato di diminuire quanto più il contenzioso e quindi si è agito soprattutto su quegli elementi chiave che erano stato oggetto di contestazione nel codice precedente. E se andate sul sito della giustizia amministrativa, vedete che il problema della rotazione era nel 50 un problema molto importante. Quindi viene che cosa detto? Che non solo è importante che vi sia una rotazione sulle aggiudicazioni e quindi non sulla partecipazione, ma che si deve riferire questa rotazione anche allo stesso settore merceologico che noi traduciamo nei lavori nelle stesse categorie SOA e che ulteriormente, così come dice l'allegato, poi basandosi sulle linee guida ANAC che erano state elaborate su questa base, può essere suddiviso dalla stazione appaltante la dotazione in fasce d'importo in modo che un soggetto venga invitato a partecipare a gare, quindi a essere potenzialmente aggiudicatario anche di appalti che sono nettamente differenti da quelli precedentemente fatti dalla stessa stazione appaltante, perché hanno un importo dissimile e quindi non è paragonabile quell'appalto a quelle precedente e quindi non c'è un'alterazione del mercato. Sono poi stati elaborati ulteriori principi nel nuovo codice per cui non è impossibile che venga reinvitato il soggetto già aggiudicatario qualora la stazione appaltante lo motivi con una esecuzione particolarmente curata del precedente aggiudicatario, motivo per cui vuole che quel soggetto comunque ripartecipi. C'è comunque una differenza tra forniture, lavori e servizi, perché ovviamente questo principio sottintende che il soggetto abbia delle qualità uniche rispetto agli altri. Nei lavori questo principio è molto più difficilmente giustificabile.
Altro elemento che ci consente di superare il principio di rotazione è un'indagine di mercato che sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici che possono essere invitati. Quindi si chiede chi vuole partecipare e si procede all'invito di tutti i soggetti che hanno risposto all'invito. Ultima cosa, il principio di rotazione non si applica sotto i 5.000 euro, ma questo accadeva anche nel precedente codice. Questo perché nel nuovo modo di pensare degli appalti c'è sostanzialmente una evoluzione dello sblocca cantieri e poi del decreto 76 del 2020, cioè il decreto semplificazione. Cioè lo Stato, per agevolare l'aggiudicazione degli appalti, ha scelto di ridurre al minimo i casi in cui è necessario fare una gara aperta, dando la possibilità all'amministrazione di fare procedure negoziate, almeno per quanto riguarda i lavori, fino a 5 milioni di euro. Sotto 150.000 euro addirittura è possibile fare l'affidamento diretto. Sono numeri che conoscete perché erano già nel decreto 76, che hanno funzionato e quindi hanno superato quel periodo di prova di un decreto che aveva carattere temporaneo, e questi importi sono quindi stati trasfusi, sono stati inseriti nel nuovo codice e quindi confermati come soglie per fare le gare pubbliche. Su questo però voglio fare alcune riflessioni, soprattutto sotto l'affidamento diretto, perché all'epoca del 76 aveva fatto scalpore una differenza sostanziale rispetto alla loro sblocca cantieri, perché nello sblocca cantieri c'era per determinate tipologie di appalti la necessità del confronto tra più preventivi. Nel nuovo codice, così come nel 76, la necessità di fare un confronto tra preventivi non c'è. Quindi ci si può domandare: è possibile fare il raffronto tra più preventivi oppure non è possibile? Perché questo ovviamente incide sul tema principale di oggi, sulla concorrenza. La risposta, secondo me, è ancora valida quella combinata, data a suo tempo per il 76, sia dal Ministero delle Infrastrutture sia dall'ANAC. Cioè, il fatto che non sia esplicitato che possano essere richiesti più preventivi non significa che l'amministratore non possa per un raffronto chiederli, ma questo non significa che si debba fare una gara d'appalto, quindi non è l'applicazione del criterio del massimo ribasso o quantomeno. I criteri per l'aggiudicazione possono essere diversi proprio perché si tratta di un affidamento diretto, ma un confronto tra più preventivi può essere definito ovviamente una best practice, cioè un modo corretto di operare dell'amministrazione, in modo tale da avere quantomeno un raffronto se l'operatore economico che andrà a scegliere è il meglio che offre sul mercato, oppure se offre qualcosa che è totalmente fuori mercato. Questo non lo può sapere ovviamente se non fa il raffronto tra più preventivi. Questo rientra tutto nella massima discrezionalità della stazione appaltante, ma il mio consiglio è quello di un affidamento diretto, che può essere 150.000 euro anche nel caso di lavori. Una rotatoria penso più o meno possa costare quella cifra. Affidare direttamente senza aver fatto un confronto tra più operatori comunque non è un corretto modo di operare. Questo a patto che non ci sia una dilazione estrema dei tempi, ma non credo che questo sia il caso. Quindi le procedure negoziate. Un altro elemento interessante su cui riflettere attiene a qualcosa che non c'è sul codice. Perché non c'è sul codice? Perché noi abbiamo seguito tutta l'evoluzione del codice, ovviamente
attraverso quelle bozze che erano state diffuse. E nelle varie evoluzioni c'è una differenza importante per quanto riguarda gli appalti sopra il 1.000.000 di euro. Perché nelle bozze iniziali, questo quasi fino all'ultima bozza definitiva, veniva richiesto per fare la procedura aperta sopra il 1.000.000 di euro una adeguata motivazione della stazione appaltante. Nel testo attuale, invece, oltre la soglia del 1.000.000 di euro, viene semplicemente richiesto alla stazione appaltante di scegliere tra la procedura negoziata, questo fino a meno 5 milioni di euro, soglia comunitaria, 5 milioni e rotti, e la procedura ordinaria, quindi la procedura aperta. L'amministrazione quindi è in perfetto equilibrio e può scegliere in base alle proprie esigenze quale tipologia di appalto seguire e non è più richiesta l'adeguata motivazione. Ma questo che cosa può significare? Questo potrei chiedere anche al mio collega se vuole intervenire su questo argomento. A mio modo di vedere significa che la mancanza di adeguata motivazione significa che nel caso abbia la stazione appaltante necessità, può ovviamente scegliere sopra il 1.000.000 di euro di fare un appalto aperto a tutti i concorrenti. Questo perché può trattarsi di lavorazioni che richiedono determinate professionalità o determinate figure per cui andare con la procedura negoziata è illogico perché già c'è una scrematura iniziale proprio per la tipologia del lavoro. Ma sotto il 1.000.000 di euro, secondo me non è impossibile che la stazione appaltante invece motivi di ricorrere per le ragioni che vi ho appena detto comunque alla procedura aperta, perché la procedura negoziata o è già andata deserta o ha presentato un numero insufficiente di candidati, oppure si presuppone che non sia il mezzo migliore per ottenere il risultato che l'amministrazione si è prefissata. Posso fare una domanda? Ma certamente. Se devo fare dei lavori a due palazzi nelle carceri, la ditta è indicata da Roma, non c'è niente da fare. Se devi fare una bonifica bellica come abbiamo fatto qui vicino alla fiera la ditta è indicata da Roma, non c'è nessuna gara né niente, stai zitto e con quello a fare. Se devi fare dei lavori in un laboratorio, in un reparto radiologico, la rotazione non va bene perché poi mi trovo una scatola, uno zoccolo, perché se ho tutti apparecchi, non so, Philips o Capri di una data marca, poi non posso averne altre di un'altra marca. E quindi ci sono alcune cose al lato pratico, per esempio il tribunale non puoi fare i lavori con le ditte in gara, perché i giudici si fidano solo di alcune, perché hanno dei documenti riservati. Quindi devi stare attento a andare in gara o scegliere i preventivi, non sempre è possibile. E poi c'è il problema che devi sempre litigare con l'assessore, perché lui ha le sue ditte. Allora, sì, non so se vuoi dire qualcosa. No, diciamo che in linea generale l'Unione Europea è piuttosto allergica a qualsiasi indicazione a monte, no? E quindi tende sempre a privilegiare la discrezionalità della stazione appaltante sulla scelta del soggetto da invitare o sulla tipologia di gara. Questo perché proprio in funzione del principio della fiducia bisogna avere fiducia nell'amministrazione che la scelta che farà sarà contestualizzata e quindi il legislatore non può imporre delle categorie, delle scelte a monte, perché la gara la conosce solo la stazione appaltante. Questo codice, secondo me, va molto incontro al discorso che lei ha fatto, perché la stazione appaltante ha tutte le carte per poter decidere. Il legislatore decide per una quantità indefinita di casi e non può decidere per l'amministrazione. Quindi anche il fatto per il rinvito del soggetto
o per l'affidamento diretto allo stesso soggetto, quello dei macchinari medici è pure un esempio classico che fa la giurisprudenza per dire io non posso, ma anche il software, io non posso cambiare il contesto precedente, avrebbe un costo enorme. Questo è qualcosa che ovviamente ha un fondamento pratico che non può essere ignorato. E per quanto riguarda i servizi e forniture, le soglie sono diverse, gli argomenti di cui abbiamo parlato sono gli stessi. Da notare che per quanto riguarda la qualificazione, viene detto per le procedure negoziate che i soggetti devono avere idonee esperienze che comprovino la capacità di eseguire quella prestazione o quel lavoro. Ovviamente per quanto riguarda i lavori c'è la disciplina a parte e non è che sono esperienze teoriche, sono quelle previste per la qualificazione sotto 150.000 euro, quindi ha un tipo di qualificazione sempre diversa e specificamente normata i lavori. Un altro elemento importante che può aiutare la concorrenza e a snellirlo è quello della riduzione dei casi in cui si chiede la garanzia provvisoria. Questa avviene sotto soglia, dove la stazione appaltante è obbligata a non richiedere la cauzione provvisoria, ma la facoltà, semmai, in determinati casi, in considerazione della tipologia e della specificità di quell'appalto, di richiederlo. Quindi è residuale negli appalti sotto soglia la garanzia provvisoria che diciamo aveva una motivazione più che altro nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate. L'importanza della garanzia provvisoria è molto relativa perché il soggetto è stato invitato, è stato scelto e quindi in un certo senso anche la stessa amministrazione si prende parte della responsabilità di aver chiamato quel soggetto. Da notare che anche dove richiesta la garanzia provvisoria non può superare l'1% ed esiste poi uno sconto generale da applicare alla garanzia provvisoria, quindi anche non solo sotto soglia, che è del 50% qualora a partecipare siano micro, piccole o medie imprese oppure si presentino a partecipare a quella gara dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari, quindi non stiamo parlando di consorzi stabili, che siano composti da micro, piccole e medie imprese. Poi che le medie imprese in Italia siano quasi tutte è un discorso totalmente diverso. Per quanto riguarda la garanzia definitiva, invece, il ragionamento è all'opposto, cioè è normale chiedere la garanzia definitiva, salvo in casi debitamente motivati che la stazione appaltante può individuare per non richiederla nel caso specifico. Questo, a mio modo di vedere, è abbastanza sconsigliabile da fare, quindi è un caso piuttosto marginale. Andiamo poi a vedere un altro elemento pro-concorrenziale che dobbiamo leggere più che altro a favore delle piccole e medie imprese, che invece sta in tutt'altra parte del codice. Nella previsione di punteggi che possano premiare determinati soggetti. Infatti il codice 36, a differenza del 50, prevede che sempre a tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo, compatibilmente ovviamente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi generali di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, possono essere introdotti dei criteri premiali, quindi premiali significa che è un punteggio che è premiale, non può essere determinante ai fini dell'affidamento, che vadano a valorizzare le piccole e medie imprese. Questo è abbastanza rivoluzionario, cioè a parità di offerta
la stazione appaltante può decidere che a vincere è una piccola e media impresa. Ma un altro elemento estremamente rilevante, sempre a tutela della concorrenza, cioè nel rispetto della concorrenza, è che può essere premiato il soggetto che ha sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Ovviamente sono criteri premiali che vanno in ogni caso motivati dall'amministrazione, cioè ci deve essere una ragione perché faccia questo, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo, questo perché a prescindere che poi ci possono essere criteri premiali anche per quanto riguarda le pari opportunità, perché c'è un interessante atto del presidente ANAC del 12/5/2023, quindi riferito al vecchio codice, ma che può essere ancora oggi utilizzato, che fa questo ragionamento. Innanzitutto deve essere il riferimento alla sede operativa, perché nel caso specifico si trattava di negoziate in Val d'Aosta, per cui era stato invitato un soggetto che aveva la sede legale in Val d'Aosta, ma non la sede operativa, il che l'ANAC l'ha trovato abbastanza strano, dicendo: se io devo premiare qualcuno che sta sul territorio è perché devo eseguire delle prestazioni che mi richiedono la presenza costante sul territorio. Se questa impresa ha sede legale ma non operativa sul territorio, la motivazione per cui premio un'impresa del territorio viene meno. E quindi diciamo che in un certo senso l'ANAC ha anticipato quella che sarà poi la norma che sta all'articolo 108,8 del criterio premiale sul territorio, e diciamo questa è una grandissima novità. Ovviamente ci devono essere delle motivazioni perché si tratta di una limitazione al principio di massima concorrenza o almeno di non discriminazione, perché proprio il fatto di discriminare chi è il logo da chi non è il logo dà una certa discriminazione. Adesso andiamo a vedere un altro elemento cardine della concorrenza, cioè la suddivisione in lotti, perché in questo caso abbiamo invece il Consiglio di Stato che rivede la suddivisione in lotti, e poi vedremo su un argomento molto particolare, cioè sulla possibilità di partecipare con la stessa impresa a più lotti o con lo stesso gruppo industriale. Quindi risolve questo problema su cui la giurisprudenza si era più volte pronunciata, anche se devo dire in maniera per me stupefacente, non interviene su un elemento importante, cioè se l'unico centro decisionale possa essere paragonato all'unico gruppo industriale, e poi ne parleremo. Allora, innanzitutto, per la suddivisione dei lotti, stando all'articolo 58, bisogna fare riferimento all'allegato 1.1, perché nel vecchio codice, se voi vi ricordate, c'era l'articolo 3 delle definizioni. Nel nuovo codice non esiste più l'articolo 3 delle definizioni, perché tutte le definizioni sono state spostate al primo allegato. E purtroppo, come vedremo nell'ultima slide di oggi, qualche definizione è saltata. Nell'articolo 1, lettera S dell'allegato, abbiamo la definizione delle 3 tipologie di lotti. Il lotto può essere un lotto funzionale, e ciò accade quando il lavoro o il servizio è eseguito e compie qualcosa che è totalmente indipendente e la cui realizzazione può dirsi compiuta indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Abbiamo poi il lotto prestazionale, in cui è suddiviso il lotto in diverse categorie dei lavori, quindi ognuno esegue la propria categoria, oppure specializzazione, oppure si basa su una divisione nelle fasi successive del progetto. E grande novità, abbiamo il lotto quantitativo.
in cui all'interno della stessa prestazione o all'interno della stessa categoria c'è un qualcosa che è funzionalmente indipendente, ma che è una divisione meramente quantitativa e che deve allo stesso tempo essere di grandezza adeguata per tutelare la concorrenza delle piccole e medie imprese. Quindi nello scegliere come dividere quantitativamente un appalto, la stazione appaltante deve tenere conto della grandezza delle piccole e medie imprese in modo da non fare lotti troppo grandi. I criteri di suddivisione devono essere inseriti all'interno della documentazione di gara per spiegare la scelta dell'amministrazione e deve essere anche spiegato nei documenti di gara, qualora ci sia un limite al numero di lotti assegnabili, qual è il criterio per cui verrebbero assegnati determinati lotti anziché altri. Abbiamo poi la possibilità da parte dell'amministrazione di decidere di andare avanti con un lotto unico, cioè non procedere alla suddivisione, ma in questo caso deve sempre il giustificare l'amministrazione il perché questo non incida sulla concorrenza delle piccole e medie imprese. Quindi deve essere ben motivato e ben giustificato ed è una probazione abbastanza diabolica perché è difficile che un appalto da 200 milioni possa non incidere sulla concorrenza delle piccole e medie imprese. Quello su cui si è concentrato il legislatore ed è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza è il vincolo di aggiudicazione. Cioè spesso nelle gare con più lotti viene dato un limite di lotti a cui può partecipare o lo stesso soggetto, e questo è un tipo di vincolo e si chiama vincolo di aggiudicazione ordinario, o può essere aggravato, cioè può essere esteso il vincolo a tutto il gruppo societario, quindi società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. Vi dico che la giurisprudenza su questo aveva esteso questo tipo di vincolo anche all'unico centro decisionale, quando ci fossero soggetti collegati e quindi ci fosse un unico centro decisionale, poteva essere esteso questo vincolo. Su questa parte qua però il nuovo codice tace una soluzione. La giurisprudenza si discuteva se l'unico centro decisionale potesse essere considerato o meno ai fini del vincolo aggravato. Per quanto riguarda invece le forniture, c'è qualcuno che fa forniture? No, nessuna stazione appaltante, ok. C'è la possibilità dell'asta combinatoria, cioè di prevedere a monte che determinati lotti vadano a incastrarsi con gli altri. Quindi chi è aggiudicatario di un lotto diverrà aggiudicatario anche dell'altro. Questo per, diciamo, arrivare meglio al soddisfacimento della necessità della pubblica amministrazione. E per istituire il vincolo, che cosa è necessario? Quello ordinario bisogna vedere e deve motivare la stazione appaltante questa scelta in base alle caratteristiche della gara o alla necessità di rendere più efficiente la prestazione. Se invece si parla di vincolo aggravato, deve essere riportato chiaramente negli atti di gara, ma devono essere fatte soprattutto delle valutazioni inerenti al mercato. Quindi non è solo l'oggetto dell'appalto che deve essere alla base della motivazione della suddivisione in lotti, ma anche le esigenze del mercato che devono essere messe in piedi come ostacolo a che un gruppo industriale partecipi con più imprese a diversi lotti. E infine, per quanto riguarda invece il diverso vincolo di partecipazione, l'unica giustificazione che prevede il codice è che la stazione appaltante abbia sentore che ci sarà una ampissima partecipazione, per cui vuole ridurre semplicemente il numero di partecipanti.
Ci sono domande? Regolarizzazione del concorrente. Allora, un altro elemento di concorrenza indubbiamente è la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, che nel nuovo codice è ampliato. Questo perché, come vedremo più avanti, ci sono 4 tipologie di soccorso istruttorio che sono previste nel nuovo codice, di cui l'ultima su iniziativa dell'impresa, che è del tutto nuova. Questa estensione del soccorso istruttorio è affrontato nella sentenza 7870 del 2023, credo sia del 9 settembre, che vi consiglio di leggere, perché si pone un dubbio di base del soccorso istruttorio. Un soccorso istruttorio molto esteso, cioè dare la possibilità a un concorrente di sanare una domanda carente, effettivamente è uno strumento concorrenziale oppure viola il principio di parità dei concorrenti? E come si rapporta questa estensione al generale principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui se un concorrente presenta una domanda carente è comunque responsabile perché non è l'amministrazione che l'ha indotta a fare una domanda che non è completa in ogni sua parte? Quindi vi invito a leggere questa sentenza perché, diciamo, si fa delle domande molto approfondite sulla opportunità di questo istituto, che in Italia è abbastanza esteso più esteso rispetto agli altri paesi europei. Comunque, cosa ci dà la possibilità del soccorso istruttorio? Innanzitutto di integrare ogni elemento mancante della domanda, ma anche, come dice lo stesso codice, di inserire ex post la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento, gli impegni a conferire il mandato collettivo speciale per quanto riguarda il raggruppamento. Ovviamente si tratta di documenti che mancano all'interno della domanda di partecipazione, ma che devono essere stati sottoscritti e sono datati anteriormente alla gara stessa, altrimenti non ci può essere soccorso istruttorio. Non è sanabile in nessun modo una carenza che vada a incidere sull'offerta tecnica o sull'offerta economica. Quindi può essere sanato anche ogni omissione, inesattezza, irregolarità della domanda di partecipazione del DGUE, non l'offerta tecnica ed economica. Da notare che il DGUE, faccio notare che è stato recentemente rielaborato, però anche il DGUE oggi non affrontiamo, ha qualche imprecisione che abbiamo segnalato al Ministero. Una fra tutte, c'è scritto sul nuovo modello che se il soggetto ha mai omesso di dichiarare qualche grave illecito. Se risponde sì, non devi precisare nulla. Se risponde no, nel nuovo DGE devi precisare perché. Il che ovviamente hanno sbagliato le caselline, quindi sì, neanche a rileggerlo possiamo dire. Quindi attenzione quando compilate il DGE, ci sono delle piccole imprecisioni, le abbiamo segnalate, speriamo che venga raccolta la nostra segnalazione. Possono essere sempre dati chiarimenti contenuti chiesti dalla stazione appaltante anche relativamente all'offerta economica. Ovviamente sono chiarimenti e può essere corretto, anche questo è riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza, un errore materiale che non inficia l'offerta stessa. Certe volte si tratta di errate addizioni, è stato considerato questo.
Noi deve pensare che i nostri bandi sono tutti sbagliati, scritti in Times New Roman, in piccolo, tutto uguale. Le parti importanti non sono evidenziate. Quindi è difficilissimo capire che cosa vuole l'amministrazione. Poi quando arrivano i documenti, le buste vengono aperte a 3/4 per vedere che siano compilate perfettamente, sigillate. Ho visto escludere ditte perché c'era il timbro, c'era l'H della moneta e non quello col timbro della ditta. Ho visto escludere ditte perché non erano firmati tutti i fogli, nell'ipotesi che magari una segretaria infedele ne abbia sostituito uno, cioè cose da fantascienza, per cui sono molto lieto che sia possibile correggere errori materiali e ridicoli. Grazie. Sì, diciamo che l'Italia ha speso molti soldi per queste inefficienze perché ci sono tantissime sentenze che affrontano il soccorso istruttorio per i casi più disparati. Diciamo che è un problema reale, per questo che è molto più chiaro, diciamo, il nuovo articolo. E una cosa molto importante è l'introduzione della digitalizzazione. In ogni caso la stazione appaltante non può richiedere un documento che può reperire attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Per quanto riguarda, visto che siamo oggi sponsorizzati da ESNA-SOA, non può richiedere la SOA se ce l'ha sul sito, cioè se ci accede online, che è una cosa che accade spesso. Allora, abbiamo parlato di diversi tipi di soccorso istruttorio. Il primo soccorso istruttorio è quello integrativo o completivo per carenze della documentazione amministrativa. E quindi in questo caso il soggetto può portare quel documento, come abbiamo detto prima, il mandato dell'ATI in un momento successivo rispetto a quello iniziale. E una cosa importante è che questa documentazione debbano avere data certa anteriore alla termine scadenza delle offerte e che devono essere riconducibili a quel soggetto, cioè ci devono essere le firme, non può essere un foglio generico. E per quanto riguarda questi documenti, è importante osservare, anche perché questo è oggetto di molte domande sul sottoscritto, che noi stiamo parlando di requisiti che non incidono sui requisiti speciali. I requisiti speciali non possono essere sanati in un momento successivo. Vi faccio un esempio. Il subappalto necessario comporta che il soggetto concorrente debba dichiarare di subappaltare integralmente la categoria che non possiede, proprio al fine di sopperire alla propria qualificazione. Se comunque ha quella qualificazione perché la subappalterà ma non ha fatto questa dichiarazione, non è questa dichiarazione possibile portarla in un secondo momento perché non l'ha dichiarato in gara. Quindi mentre sui requisiti di ordine generale è in linea di principio qualsiasi cosa sanabile, sui requisiti di ordine speciale ci sono delle precise motivazioni che la giurisprudenza ha visto nell'alterare quell'equilibrio tra i concorrenti, perché un requisito speciale va a influenzare anche la solidità dell'offerta economica e quindi si crea una disparità di trattamento tra gli operatori economici che porta all'esclusione del concorrente. Un altro tipo di soccorso istruttorio è quello sanante, che consente di correggere omissioni, irregolarità della documentazione amministrativa. Come abbiamo visto, queste piccole correzioni vanno fatte direttamente dall'amministrazione qualora l'abbia a disposizione l'amministrazione o altrimenti debba chiedere all'impresa di correggere quanto visto. Ovviamente anche in questo caso deve essere certa l'identità di chi corregge. E poi ci sta il soccorso istruttorio in senso stretto,
che consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti, spiegazioni sull'offerta tecnica ed economica. Ovviamente questi chiarimenti non possono incidere sull'offerta stessa, cioè modificare l'offerta fatta dal concorrente, ma sono dirette a una migliore comprensione della volontà del soggetto che è esplicitata in maniera evidentemente imperfetta dall'operatore economico. E infine il nuovo tipo di soccorso istruttorio, che è quello correttivo, che permette al concorrente che si è accorto che c'è un errore all'interno della propria offerta di offrirsi di meglio chiarire quanto erroneamente dichiarato all'interno della domanda di partecipazione. Quindi è una specie di soccorso correttivo volontario da parte del concorrente. Non è l'amministrazione che si accorge che qualcosa non va, ma è il soggetto che si accorge che qualcosa che non va. C'è da dire che con la sentenza 78-70, che è quella che vi ho citato prima, molto interessante, ovviamente ci dice che se i 3 precedenti tipi di soccorso istruttorio sono esplicativi di quanto già in precedenza esistente, significa che il nuovo codice può essere applicato come soccorso istruttorio anche in quelle gare che sono iniziate nel 50. Questa modalità di soccorso, sì? No, può essere fatto. Non ci può essere una correzione dell'offerta economica, ci può essere una precisazione e un'eliminazione di un errore materiale. Normalmente viene fatto su errori di calcolo materiale, su errori di somma. È molto limitata la cosa. Cioè tu fai l'importo di ogni singola categoria, quanto è il tuo importo, e sbagli la somma. È evidente che la somma è sbagliata perché si è dettagliato sopra, quindi è limitatissima la possibilità di correzione. È dovuto. L'amministrazione deve di Certo. o può? No, deve. Allora, questo qua, secondo lei, è un principio generale di diritto amministrativo. Secondo lei non è un sistema per sollevare alcune piccole e medie imprese, per presentare l'offerta come Dio comanda? No, è quello. È un sistema per dire, ma tanto se ti dimentichi questo, scrivi male questo, sbagli la somma, ti chiama e abbiamo il tempo di mettere a posto, di chiarire, di integrare, mentre dovrebbe essere correggere. Mentre dovrebbe essere delle imprese, queste sono, di stare attenti, è più semplice, c'è il fascicolo, c'è il visuale, ci sono tanti sistemi, non essere leggero perché tanto c'è il soccorso. Per questo le chiedo, perché non è l'amministrazione, allora, dei tempi. Sempre in questa sentenza, l'ha fatto notare prima, il Consiglio di Stato si fa la stessa sua domanda. Il Consiglio di Stato dice, ma il principio di autoresponsabilità, il legislatore se l'è dimenticato, ognuno dovrebbe essere responsabile della propria offerta fatta correttamente, perché comunque nel codice 36, a differenza di 50, c'è più attenzione alle tempistiche. Però se tu mi dai tutte queste possibilità di soccorso istruttorio, ovviamente i tempi di gara si dilateranno, anche se poi il tempo è tra 5 e 10 giorni per la risposta dell'impresa. È ovvio che se io ho come amministrazione tantissimi soccorsi istruttori da proporre, non ci vorrà più tempo piuttosto che il caso in cui tutte le domande sono state ben fatte. Quindi questo il Consiglio di Stato, o almeno la quinta sezione del Consiglio di Stato, è molto critica rispetto a questo articolo. Esiste. Sì. Esiste poi, se andremo avanti, avremo le ispezioni appaltanti qualificate, quindi le ispezioni appaltanti sono sempre meno,
e si avranno questo onere di verificare tutto. Posso dire che l'ANAC ci ha già pensato a questa cosa, con il sistema di rating delle imprese. Non so se sapete che cos'è. Andando totalmente fuori delega, il 36 prevede che possa essere dato un punteggio premiale a quelle imprese che hanno un alto rating. Il rating è calcolato dall'ANAC sulla base dei propri database che vanno a riscontrare determinati elementi, come la frequenza nei ritardi nella consegna nella conclusione dei lavori, non nella consegna dei lavori, nella conclusione dei lavori, il rispetto delle somme che inizialmente preventivate e quanto ottenuto, quantità di varianti richieste e non ottenute e le volte a cui ricorre il soccorso istruttorio. Cioè l'ANAC ha pensato che un'impresa che sia un'impresa corretta e ben funzionante lo si vede già dall'offerta e se ricorre spesso al soccorso istruttorio io ti tolgo punteggio. Quindi il rating in negativo considera questo. Io vi lascio a voi imprenditori all'interno del lancio e decidere se questo è giusto o sbagliato. Però può essere un elemento di discussione. Però che un'impresa che faccia le cose bene e si presenti con una domanda ampiamente carente, secondo me non è un buon biglietto da visita per l'impresa, insomma. Okay. Un altro elemento che è stato, diciamo, esteso per allargare al massimo la concorrenza nel nuovo codice è il self-cleaning, perché il self-cleaning, cioè la possibilità di eliminare una causa ostativa, è stato più volte oggetto di, anche questo, di contestazione giurisprudenziale su capire come ben funzionasse. Qual è la novità del nuovo self-cleaning? Che può essere fatto sia prima della scadenza del termine delle offerte, cioè può essere eliminata quella causa di esclusione prima del termine scadenza delle offerte, ma anche può essere giustificato il perché l'impresa che partecipa non ha fatto in tempo a adoperarsi per eliminare quella causa di esclusione e quindi comunicare che c'è riuscito in un secondo momento e quindi è tornata nelle condizioni di essere aggiudicataria. Quindi non è con la scadenza del termine di offerte che finisce la possibilità di fare self-cleaning, ma può essere rimandata a un momento successivo. Queste per cause che si sono verificate prima del termine di scadenza delle offerte. Se invece si è presentata questo successivamente alla presentazione dell'offerta, quindi non è il soggetto che partecipa alla gara, dice ho questa causa di esclusione, ma la supererò perché la mia causa di esclusione è un contenzioso con il fisco. È stato risolto positivamente, ho la sentenza che mi dà ragione, sarà registrata entro 8 giorni, appena il documento ve lo mando. Questo sostanzialmente. Nel secondo caso invece che questa causa di esclusione avvenga quando già è stata presentata l'offerta. E in questo caso il termine ultimo è quello della, mi manca una slide, invece dell'aggiudicazione. Quindi in questo caso, non so perché devo aver nascosto una slide sbagliata, in questo caso abbiamo il termine dell'aggiudicazione come termine ultimo in cui presentare quei giustificativi che portano al self-cleaning, cioè all'eliminazione della causa di esclusione del concorrente. Quindi è stato dilazionato il tempo di self-cleaning. Non solo, ma è stato disciplinato in un articolo a parte anche il self-cleaning all'interno del raggruppamento temporaneo. Infatti il soggetto che si trova in una condizione di non poter partecipare e fa parte di un raggruppamento può essere o
eliminato dal raggruppamento o addirittura essere sostituito. In questo caso sarà la mandataria o chi diventa a questo punto mandataria a comunicare alla stazione appaltante che gli stessa è diventata mandataria o che il mandante è stato sostituito e che indipendentemente dalla sostituzione del soggetto l'offerta che loro hanno già fatto rimane comunque ferma. E quello che spetta invece alla stazione appaltante, questa norma si applica anche ai consorzi stabili, è quello di lasciare alla stazione appaltante capire, anche se questo è avvenuto successivamente alla presentazione dell'offerta, quindi come prima, no? Cioè, sia prima la presentazione dell'offerta sia dopo la presentazione dell'offerta, la sostituzione del concorrente, se le soluzioni adottate sono tempestive e sufficienti per l'amministrazione. Qualora la risposta sia positiva, il soggetto raggruppato o consorziato può partecipare e quindi può divenire aggiudicatario in quella gara d'appalto. Ma come ci è arrivato il legislatore a questa soluzione? Semplicemente dando la stessa risposta che in sede comunitaria è stata data all'abbadimento, dove l'ausiliaria può essere sempre sostituita dall'ausiliata. Cause di esclusione. Su questo andrò abbastanza veloce perché vedo che il tempo stringe e vorrei trattenermi più sui raggruppamenti, che mi sembra l'argomento più interessante. Abbiamo già fatto dei convegni insieme e ho trovato molto interessante l'intervento del collega, quindi oggi è costretto a sentire me. Sì. Le cause di esclusione. Allora, le cause di esclusione erano un problema nel precedente codice in quanto indeterminate. La discrezionalità della stazione appaltante era massima. Quindi questo nuovo codice dedica ben 5 articoli alle cause di esclusione, il che è un'assoluta novità contro l'unico articolo del precedente, 94, 95, 96, 97 e 98. Prima avevamo solo l'articolo 80 e questo dimostra come il Consiglio di Stato abbia detto stavolta scriviamo in modo chiaro. Ma a monte c'è anche un'altra esigenza. Noi viviamo in un mondo che sta per essere digitalizzato, cioè la realtà degli appalti che noi conosciamo è destinata a scomparire. E un computer ha bisogno di un sì o di un no, cioè le capacità di bilanciamento dei diversi interessi da parte dell'intelligenza artificiale ancora debbono venire. È più facile attuare una scelta se le norme a monte sono chiare. Questo ovviamente si ripercuote anche sull'umano, che se ha un limitato numero di scelte è più difficile che sbagli, e questo è quello che fa il nuovo codice, cioè limita la possibilità di scelta e le soluzioni ostative alla partecipazione alla gara, con regole che sono molto più chiare. E lo fa innanzitutto creando una nuova suddivisione che era prima implicita forse nel codice dei contratti, ma che è esplicita in questo codice. Esistono cause di esclusione automatiche e esistono cause di esclusione non automatiche. Quelle automatiche, laddove si realizzano quelle condizioni, il soggetto deve essere escluso. Quelle non automatiche, invece, residua un margine, anche se importante, di discrezionalità della stazione appaltante, perché deve rapportare la presenza di quella sentenza di condanna o quant'altro, sanzione dell'autorità, al caso specifico e quindi contestualizzarlo in rapporto a diversi elementi. Ciò considerando che per queste viene posto il limite temporale che ne limita la portata e quindi viene temporalmente limitato anche l'importanza di questo tipo di cause di esclusione, soprattutto dell'illecito professionale, che in questo caso è tipizzato, quindi c'è un elenco di situazioni che portano all'esclusione e soprattutto un elenco di precondizioni che sono quegli elementi che danno prova che quell'evento si è realizzato. Quindi
è un lunghissimo elenco che meritano un convegno a parte, non vi sto qui a approfondire. Io invece vi approfondirò altri aspetti che sono importanti. Allora, ci siamo tolti quasi totalmente di mezzo il famoso atteggiamento. Rimane, vi dico, nell'illecito professionale per i reati più gravi, il patteggiamento su reati che possono essere quelli di terrorismo oppure reati contro la pubblica amministrazione, contro corruzione e quant'altro. Ma ricordo quando sono arrivato in ufficio esattamente un anno fa dopo le vacanze e leggendo sui giornali la riforma Cartabia, avevo in mano il testo della bozza di nuovo codice e mi sono detto, ma se per la riforma del codice penale un patteggiamento, un'applicazione della pena di richiesta non può avere effetto su altri giudizi anche amministrativi, come può essere preclusivo per una gara un precedente patteggiamento? C'è un'incongruenza giuridica. E soprattutto, se il patteggiamento nasce con il fine ultimo di deflazionare il contenzioso, di non influire più di tanto sul soggetto, perché se si influisce sul soggetto va in giudizio, non patteggia, è contrario proprio allo spirito della riforma che ci possono essere cause di esclusione automatica col patteggiamento. E quindi, come ANCE, facemmo questa osservazione al Ministero e fortunatamente ci hanno dato retta, purtroppo non integralmente, perché come ho detto, per quanto riguarda l'illecito professionale rimane il patteggiamento come causa di possibile esclusione e non di dovuta esclusione. Andiamo a vedere un'altra cosa molto, diciamo, molto gettonata nel vecchio codice. Quali sono i soggetti da verificare? C'era un'articolata e diciamo molto discussa giurisprudenza che andava a ordinare, a dare una certa logicità all'articolo 80,3, soprattutto alcune scelte non erano giustificabili. Perché il socio unico doveva essere controllato se era persona fisica, non se era persona giuridica? Perché c'era una distinzione per il socio di maggioranza fino a 4 soci con meno di 4 soci? E i cessati dalla carica, perché venivano controllati se erano cessati dalla carica, quindi non potevano più avere un'influenza negativa sulla gestione dell'azienda? Allora, su questo devo dire che in maniera sorprendente è stato estratto un coniglio dal cilindro e questo coniglio si chiama l'amministratore di fatto. Cioè, che cosa è che il legislatore ci dice? Che tutte queste cause di esclusione, il soggetto deve essere controllato quando ha una funzione effettiva direttiva all'interno dell'azienda e che quindi col proprio agire all'interno dell'azienda possa condizionarne. Quindi al di fuori se sia socio unico, socio di maggioranza, un cessato dalla carica, dare questi limiti iniziali pone l'amministrazione nella società di non poter escludere o non poter valutare un socio che o un amministratore di una società collegata che effettivamente indirizza la gestione di quell'impresa e che se ha dei reati rilevanti io amministrazione devo poter escludere. E quindi sono stati riscritti questi articoli mettendo in rilievo la figura dell'amministratore di fatto. Facendo una piccola ricerca giurisprudenziale, la domanda è: chi è l'amministratore di fatto? Cioè, a questo punto capite che il codice ha solo spostato la domanda, no? Più che chi è, come lo individui. Come Perché o lo conosci o altrimenti non sarà mai dichiarato chi è l'amministratore di fatto. Però se è un amministratore di fatto probabilmente non potrebbe essere amministratore di diritto. Allora, a questo rispondo perché si sono anche dati la risposta, non il legislatore ma all'ANAC in un certo senso. So che si darà la risposta che è l'uovo di Colombo, no? Allora, la giurisprudenza si è espressa in diversi casi negli amministratori di fatto. Innanzitutto ha detto che
non necessita di una investitura formale. Beh, se avesse un'investitura formale non sarebbe di fatto, ma sarebbe di diritto. Esercita azioni e funzioni di gestione della società con carattere sistematico, cioè deve essere contestualizzato all'interno dell'impresa, non deve essere un soggetto estemporaneo. Deve avere una totale autonomia decisionale, cioè non ha nessuno sopra di lui, e deve agire in quell'azienda in modo continuativo e significativo, cioè deve incidere nella gestione della società, non in un unico affare. E deve poter impegnare liberamente la società, il che secondo me significa che qualche delega comunque la deve avere, perché altrimenti non potrebbe impegnare la società. E questo che cosa significa? Che l'amministratore di diritto comunque è responsabile di quello che fa l'amministratore di fatto, e l'amministratore di fatto comunque è responsabile nei confronti dei soci, in linea teorica. E tutto questo ovviamente è al di fuori di qualsiasi vincolo di subordinazione che non è necessario che ci sia. Come lo individua l'amministrazione e l'amministratore di fatto? Avete presente il fascicolo virtuale? Il fascicolo virtuale è un qualcosa che è contestualizzato in un programma più grande che ha origine in quello che sarà l'anagrafe delle imprese che partecipano alle gare pubbliche d'appalto. L'anagrafe delle imprese che è speculare a quello delle stazioni appaltanti viene precompilato in parte dalla Camera di Commercio e in parte dall'impresa che partecipa alle gare pubbliche. Questo che cosa significa? Che nella dichiarazione dell'impresa ci sarà l'impresa ha amministratori di fatto? Sì, metterà la casellina amministratore di fatto, scriverà il nome dove ci sia un nome da indicare e tutti saranno contenti che c'è e sicuri che c'è o meno o non c'è amministratore di fatto. Quindi tutto questo castello si basa su una semplice dichiarazione volontaria dell'impresa che dice se c'è o meno un amministratore di fatto, e eventualmente l'amministrazione o la SOA dovranno dimostrare o verificare se c'è o se potranno farlo, se c'è un amministratore di fatto oppure no, che non è stato dichiarato dall'impresa stessa. Scusi, questo dire che è un amministratore di fatto significa questo piacere vuol dire la veste, l'importanza che deve essere. Siccome ho avuto rapporti con la Guardia di Finanza, spiegavano che l'amministratore di Stato è quella persona che viene a parlare con l'amministrazione dove vicino c'è l'amministratore delegato, che dava vicino di 26 anni, e parla di l'amministratore delegato fa così la pausa. Quindi l'amministratore di fatto è una persona che non è mai segnalata, perché se no... Infatti, dottore, quando ho detto se lo conosce, è perché non è che una persona fisica fa l'amministratore di fatto di un'azienda perché sceglie di fare l'amministratore di fatto. C'è sempre qualche problema per cui non fa l'amministratore di diritto. Quindi o l'amministrazione intrattiene rapporti con una persona che non ha cariche societarie e quindi poi rileva la carenza di informazione, il che poi è una scissione, perché in realtà è una scissione tra chi amministra l'amministrazione e chi sta in commissione di gara, che ovviamente no. E se l'amministrazione intrattiene i rapporti con una certa persona che sa essere l'amministratore di fatto, cosa fa dopo se non trova e sa bene perché è amministratore di fatto? Cosa fa dopo? Lo esclude? Cioè io credo che onestamente posso no, io sto aspettando che... Io ho sentito molte cose interessanti perché uno è sempre molto esplicativo e molto una cosa sulla quale ho una grande perplessità. Questa fiducia nel fatto che il Consiglio di Stato ha scritto le regole del gioco e quindi queste regole saranno interpretate in un unico modo possibile, che potrebbe anche andare bene salvo il deficit per gli avvocati, ma questo è un altro tipo di profilo, in realtà
è un, come posso dire, sogno onirico. Io vi faccio un esempio banale. Voi sapete tutti il problema del subappalto, l'Europa, no? Tutto il castello che è stato fatto. Codice 50. Il codice 50 entra al Consiglio di Stato, alla commissione del Consiglio di Stato che deve esprimere pareri senza vincoli del subappalto, ma non perché il legislatore fosse, come posso dire, attratto dalla necessità di favorire le imprese a che il subappalto fosse indiscriminato, ma perché l'Europa è da tempo che fa un ragionamento. Io che so anche un po' grandicello, ormai anziano, mi ricordo quando introdussero la legge del 90, la legge del 90 in cui misero il 40% di limite d'appalto, che dopo un anno l'hanno tolto perché la Commissione europea ha detto scusate ma che fate? Bene, entra il codice senza vincoli, esce il parere del Consiglio di Stato su quel codice. Guardate che il minimo che dovete fare in tema di subappalto è replicare un sistema analogo a quello del decreto legislativo 163, che vi ricordate cioè tutte le categorie scorporate liberamente subappaltabili, salvo che non fossero super specialistiche, ma insomma adesso non vi tedio su questo, salvo la prevalente del 30%. Sapete chi ha innescato il problema dell'incompatibilità della normativa interna con quella unitaria? Il Consiglio di Stato. Perché dopo che ha detto al legislatore fa una norma uguale a quella del 163 e il legislatore ovviamente l'ha fatta peggiorativa perché poi è arrivata l'ANAC e tutto quanto, ma sul decreto legislativo 163 è stato il Consiglio di Stato a rilevare l'incompatibilità europea e quindi a chiedere la pronuncia di interpretazione pregiudiziale alla Corte, che ha detto i limiti del subappalto non si possono mettere. Quindi la fiducia che il Consiglio di Stato risolva tutti i problemi, sentivo parlare del subappalto necessario, quello lo devi dichiarare, no? Allora, il Consiglio di Stato dice, giustamente, se non dichiari il subappalto, dopo non puoi subappaltare. Se non puoi subappaltare, quando il subappalto copre la categoria che ti manca per poter partecipare, deve essere necessariamente dichiarato. Poi è andato un po' più là, necessariamente dichiarato, no, mi devi anche dire che copre la categoria, altrimenti c'è un deficit informativo nella stazione appaltante. Vabbè, è risolta così. Altre sentenze, no, però in effetti quando dal tenore si può ricavare un'interpretazione in cui in effetti lui, avendo detto in un'altra parte della dichiarazione che c'ha una categoria limitata, quando va a dire che subappalto, è chiaro che era un subappalto necessario. Quindi io come posso dire, la fiducia che le norme ormai hanno un'interpretazione chiara, che è quello che è scritto, non ce l'ho, perché poi i giudici, non è che quando diciamo il Consiglio di Stato, non sono i 120 magistrati del Consiglio di Stato che hanno scritto tutti insieme il codice, è una commissione di 8 giudici, 10 giudici, ognuno ci ha messo il suo, ma quello è rimasto. D'altra parte il 163 perché si chiamava Delise? Perché il presidente della commissione che ha redatto il codice era il presidente Delise, che in quel momento era presidente del Consiglio di Stato. Il codice 163, prima che lo abbiamo avuto a regime, ci ha messo 10 anni di correttivi, modifiche, interpretazioni, norme e quant'altro. L'avvocato giustamente faceva il ragionamento sui soci, no? Vi ricordate quando c'erano i 4 soci? Ma anche là la giurisprudenza ha detto una persona giuridica e socio unico non deve dichiarare niente. Una persona giuridica e socio di maggioranza, anzi scusate, è socio di maggioranza, non deve dichiarare niente. È socio unico, probabilmente lo deve dichiarare. E voglio dire, che differenza c'è? Quindi io credo che quando noi siamo molto critici, lo eravamo, nei confronti del legislatore, che poi questo legislatore non è che è un'aurea, no, sono 10 persone che scrivono sulle indicazioni che gli dà qualcuno, poi c'è sta lei che ci va e dice guarda mi serve questa cosa che mi avete detto, sì vabbè adesso vedo tutto. No, è chiaro. Faccio un esempio banale, vi ricordate il tema rivoluzionario che le imprese in concordato in continuità possono partecipare alle gare, rivoluzionario, addirittura i falliti possono avere l'esercizio di prima c'era l'articolo 81 della legge fallimentare per cui eri morto perché ti levavano i requisiti, però chi è in concordato non può
non poteva essere capogruppo mandatario di un ATI, partecipare ai ATI ma non essere capogruppo mandatario di un ATI. Bene, quella roba là che gridava vendetta, il Consiglio di Stato giustamente l'ha censurata, ma essendoci una norma non poteva fare altro che di indicarne l'illegittimità costituzionale e quindi la rimessa alla Corte Costituzionale, che ha detto che era perfettamente legittima. Infatti quando io ho letto la sentenza che era la presidente Cartabia e tutti dicono che è eccezionale, a me mi sembrava che proprio sul piano logico non c'aveva nessun senso. L'hanno cambiata, la norma l'hanno cambiata. Perché? Perché chiaramente c'è qualcuno che è andato a dire ma no, sì, no, ma chi è stato, l'ANCE, chiunque sia stato, perché le ragioni che aveva addotto la Corte Costituzionale erano assolutamente illogiche, ma non è che ci voleva un giurista, cioè bastava un avvocato, voglio dire, ecco, o anche meno di un avvocato. Quindi che sto codice sia poi, come posso dire, siamo sicuri che è blindato perché le interpretazioni saranno quelle, a mio modestissimo parere, ci sta un è come sempre. C'è un problema. Tra l'altro, scusa, sì. Tra l'altro, è un codice che dura 2 anni. Sappiamo benissimo che questo è il codice che dura 2 anni, perché il prossimo anno ci sarà la nuova direttiva europea. Noi ci avremo 2 anni per recepire la nuova direttiva europea. La nuova direttiva europea porterà dentro delle modifiche delle vecchie direttive europee. Le dovremmo adeguare. Non ho mai visto fino ad oggi, quando vengono promulgate le direttive europee, l'umiltà del legislatore, che probabilmente poi è cambiato anche come matrice politica nel frattempo, di dire ma c'ho un sistema che più o meno funziona, cambio solo le regole che devo adeguare. Decreto legislativo 163, ripeto, tanto criticabile, il regolamento, tutte quelle cose che sappiamo, ma alla fine ha di volta in volta adeguato nel progresso della società, dell'evoluzione, di tutto quello che è il dinamismo, era arrivato a un momento di stabilità, no? Di equilibrio. Bastava correggere 5 norme rispetto a quelle che l'Europa ci chiedeva sulle direttive europee. È stato rifatto il codice. E vi ricordate perché è stato rifatto col 50? Perché il tema era la corruzione si annida nella difficoltà di capire le norme, le quali norme sono troppe. E sono aumentate. Perché poi quando uno dice sta cosa, poi dà le carte in mano a un altro che le deve scrivere e si rende conto, e allora si inventano la soft law, perché anche quello che diceva l'avvocato Urbani prima, no? Sto codice, è vero che ha fatto delle cose intelligenti, come è scritto nella relazione, il principio dei cessati, è scritto nella relazione, ha dato talmente tanti problemi senza tutelare nessuno che è meglio levare la questione. Poi introduco un amministratore di fatto che è una foglia di figo per dire ho voluto mettere una cosa, ma poi sulla prova dell'errore professionale, della inaffidabilità professionale, hanno ripreso le linee ANAC 6, sono tutte le linee ANAC 6, solo che sono diventate legge. Quindi voglio dire, ecco, non sono certo che, forse Bruno non voleva nemmeno dire questo, voglio dire, che intanto a mio modestissimo parere che un giudice scrive le leggi è una cosa assolutamente inaccettabile. Che poi questo ci dia la sicurezza che il codice sarà interpretato come è scritto, francamente, no. No, il problema principale è che il Consiglio di Stato non è sempre stabile. C'è un ricambio di magistrati e la nuova sezione del Consiglio di Stato mi sembra molto lontana dalle idee della precedente. No, ma non è solo quello. Quindi non è il Consiglio di Stato, ma sono i magistrati che in quel momento erano al Consiglio di Stato. 30 anni fa c'era una direzione, o 15, c'era una direzione dei presidenti, oggi non c'è, quindi ecco, vabbè, scusate questa ingerenza nella... Allora, noi come ANCE posso dire che siamo sempre stati negativi sul 50, perché partiva dal presupposto che le amministrazioni e le imprese sono in combutta, diciamo, per creare vantaggi propri.
ok? Sì, Quindi ma partiva da un presupposto totalmente. Noi quando abbiamo visto che si faceva il nuovo codice, quello che abbiamo fatto noi è prendere il 163, modificarlo e spedirlo a chi di dovere per dire questa è la partenza, quindi su molte cose siamo d'accordo. Secondo me il risultato del 36 di fronte al 50 è veramente buono, poi durerà poco, durerà tanto, però perlomeno non ci sta quella presunzione di colpevolezza che c'era dietro l'altro che ha portato a una sovrannormazione. Che ci siano le linee guida dentro, ci stanno nel sottosoglia, eccetera, meglio, almeno abbiamo un minimo di continuità rispetto al precedente. Anche l'articolo 4 che lei ha citato prima, che dice dell'eventualità di scritto varie dei principi, quindi per l'amministratore, però il cambio culturale deve venire dalla pubblica amministrazione. Perché i tre principi della pubblica amministrazione non sono. Adesso permettetemi sono un pochettino in ritardo con i tempi. Chiudo su questo, poi se ci sarà tempo parlo dei reati perché siamo arrivati a un quarto. Una piccola incertezza. Tra le cause di esclusione non automatiche ci sono le gravi infrazioni debitamente accertate con mezzi adeguati alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché gli obblighi di materia ambientale, sociale e del lavoro, che è un non senso perché questo debitamente accertate lascia l'amministrazione e l'impresa in una totale incertezza. Che cos'è che è debitamente accertato? Il verbale della ASL deve essere dichiarato in gara oppure no? Che ha portato una sanzione pecuniaria? E questo è un elemento di incertezza che è stato tra l'altro ricopiato dall'analogo comma del 50, che è uno di quelle invece problematiche che non hanno risolto nel nuovo codice, soprattutto per quanto riguarda imprese di costruzione, sui verbali, sulla, diciamo, violazione sulla sicurezza, che non hanno portato a sentenze o a qualcosa di estremamente grave, piccole violazioni che sono state notate in cantiere e che adesso l'impresa si chiede, me le ricordo tutte, le devo dichiarare, cosa devo fare nel caso in cui mi venga contestata una cosa del genere? E quindi questa parte qui è assolutamente perfettibile. Adesso, come sono in quarto, mi sa che dobbiamo fare sulle ATI, parliamo alla fine. Ok. È riattivo. No, video anche. No, ok. E allora, ho poco tempo, mi concentrerei su quello che veramente vi voglio raccontare. Non vi racconterò sui consorzi stabili, su cui ho queste slide perché... ok. Non ci sono grandi novità sui consorzi stabili se non piccoli flash che vi sto per dare. La verifica sui requisiti è su tutti i consorziati che hanno versato i requisiti, non solo su quelli indicati, questo in gara. Il sistema di qualificazione è per somma di attestazioni ed è vietato l'avvalimento del certificato ottenuto tramite somma di attestati e non tramite requisiti propri. Quello che invece mi interessa mostrarvi sono alcuni spot. Cumulo alla rinfusa sì, cumulo alla rinfusa no. Il cumulo alla rinfusa, dopo un'incertezza data da una sentenza, la 7360 di fine agosto dello scorso anno, mi sembra 28 agosto forse, è tornata sotto l'occhio del legislatore che ha chiarito attraverso un sistema un po' articolato, perché sta nel transitorio del vecchio codice, quale sia la corretta lettura del precedente codice da attuarsi fino a che questo codice non è entrato in vigore. Ma dato che il sistema di calcolo dei requisiti
del vecchio codice è pressoché identico al nuovo, porta a far capire che rimane il cumulo alla rinfusa, quindi il soggetto che partecipa alla gara è il consorzio e pertanto il consorziato partecipa con quei requisiti e non con i requisiti propri. Questo salvo poi ci siano ulteriori indicazioni. Quello che mi interessa invece dirvi è il cambiamento delle ATI, perché come prima vi ho detto, l'Unione Europea è particolarmente allergica a qualsiasi tipo di percentuale. Come fondamento le nostre ATI avevano una distinzione importante tra mandataria e mandante ed era una distinzione quantitativa. Era mandataria l'impresa che si qualificava ed eseguiva la quota prevalente dell'appalto, considerato globalmente, e laddove ci fossero più categorie nei lavori era quello che si qualificava per l'esecuzione di maggior parte della categoria prevalente. Questo è stato totalmente rivoluzionato nel nuovo codice, dove non esiste più questa distinzione. Mandante è colui che dà il mandato a qualsiasi impresa del raggruppamento, indipendentemente da quale quota abbia questo soggetto, e che diventa quel ponte di collegamento tra il raggruppamento e la stazione appaltante. Quindi la mandataria è semplicemente l'interfaccia con la stazione appaltante del raggruppamento, indipendentemente da quali siano le quote di partecipazione al raggruppamento stesso. Questo ha portato anche a una assimilazione del lati verticale a lati orizzontali, che infatti scompare all'interno del nuovo codice. E qual è l'effetto di questo passaggio? Che chi è mandante è responsabile dell'intero appalto, indipendentemente dal fatto se sia mandante nella stessa categoria prevalente o mandante in qualsiasi altra categoria. E su questo io voglio focalizzare l'attenzione su una cosa molto importante. Abbiamo quindi una modifica molto importante sulle ATI. Perché? Perché noi dobbiamo paragonare per forza la mandante al subappaltatore. Mentre il codice 36 tutela il subappaltatore che continua ad avere il pagamento diretto, che continua a essere responsabile per ciò che ha eseguito, la mandante non ha né il pagamento diretto, e in caso di fallimento della mandataria questo è un problema, e né ha una limitazione della propria responsabilità. Quindi tutte quelle imprese che agivano come mandanti nel vecchio codice ed erano specializzate come imprese, quindi facevano categorie scorporabili, nel nuovo codice si trovano responsabili dell'intero appalto. E questo è molto importante da dire, perché come imprenditori dovete riflettere su questo elemento. Un ulteriore passaggio logico che occorre fare riguarda non sto andando sulle slide, riguarda la qualificazione SOA, perché nella qualificazione SOA c'è una modifica importantissima che riguarda l'attribuzione dell'importo dei lavori. Mentre nel precedente sistema del DPR 34 c'era una decurtazione dell'importo importante, dell'importo eseguito dal subappaltatore ai fini SOA, in questo nuovo codice l'importo riconosciuto all'appaltatore è l'importo del contratto d'appalto. Questo che cosa porterà? Porterà le imprese ad avere sempre più classifiche superiori. Quindi qual è
Che cosa ci sta dicendo il codice? Ci sta dicendo che l'RT è un sistema perdente di partecipare alle gare perché ci saranno più imprese singole con importi grandi da distribuire casomai su più categorie, che parteciperà a propria responsabilità gestendo una serie di subappaltatori. Quindi c'è un cambiamento di strategia epocale rispetto ai precedenti codici. Un'altra cosa che è veramente rivoluzionaria e che l'ANCE contesterà finché avrà la possibilità di farlo, è che è una cosa imposta dall'Unione Europea, ma questo non significa che sia giusto, la contemporanea partecipazione. Nella stessa gara, prima abbiamo parlato di subappalto, chiariamo, non c'è più quella norma obbrobrio che diceva che se tu eri concorrente non potevi diventare subappaltatore nella stessa gara. Quella è stata definitivamente superata, per fortuna, perché era veramente inspiegabile. No, era spiegabile, ma solo in contesti molto diversi dal resto dell'Italia, capitemi. E è possibile per il nuovo codice partecipare alla stessa gara sotto 3 vesti. Puoi essere consorziato, indicato o non indicato, non importa. Puoi partecipare alla gara come mandante o mandatario e puoi partecipare alla stessa gara come operatore singolo. Il nuovo codice parte dal presupposto, questo di natura europea, che è la stazione appaltante che deve dimostrare che le 3 offerte presentate sono imputabili a un unico centro decisionale. Ora, se astrattamente è possibile pensare che il consorziato, è difficile, non conosca l'offerta e quindi del consorzio e quindi possa partecipare autonomamente, io ho grossi dubbi che la mandante o la mandataria non conoscano l'offerta del raggruppamento. Quindi in questo caso ci troviamo nelle condizioni in cui è la stazione appaltante che deve spiegare il perché ha un eventuale dubbio. E questo per me è assurdo. Inoltre viene data la possibilità all'operatore economico di giustificare il perché l'offerta non è stata fatta con riferimento a un unico centro decisionale. Quindi non solo il sospetto che deve essere motivato la stazione appaltante non è sufficiente, ma deve essere elaborato, ma non è sufficiente questo perché c'è bisogno che non si giustifichi l'impresa. È ovvio che questo che è stato imposto dal giudice comunitario è un elemento di forte criticità che può in un certo senso rivalutare lati. Mi viene consentito di fare 2 offerte nella stessa gara. Quindi se da una parte ci sono delle scelte che possono essere più o meno condivisibili, cioè negli anni scorsi c'è stato un problema di gestione delle ATI molto importanti, perché a fronte di era dal 2008 fino al 2020 di assoluto buio di crescita nel settore delle costruzioni, molte stazioni appaltanti hanno detto non vogliamo più vedere le ATI perché se uno fallisce sono problemi e non concludiamo le opere. Quindi il legislatore ha recepito questa esigenza e ha detto spariamo al massimo le categorie, le classifiche delle imprese e facciamo andare tutti verso un sistema in cui l'impresa unica gestisce i propri subappaltatori in modo che se uno venga ad essere in condizioni di eseguire l'appalto è l'appaltatore che procederà alla sostituzione. Ma dall'altra parte, questa è una scelta politica, io non entro su questa scelta politica, accetta senza nessun tipo di chiarimento
delle scelte che vengono sì dall'Unione Europea, ma che mettono in seria difficoltà la concorrenza. Quindi se abbiamo iniziato questo intervento parlando di concorrenza, permettetemi che la tripla partecipazione è veramente cacofonica rispetto all'idea della concorrenza. Con questo ho finito. Come si accende? Hai acceso? Ho acceso? Sì. Mi sentite dal microfono? Sì, buongiorno a tutti. E ovviamente grazie all'Ance Veneto, al presidente, al dottor Ramazzina di questa opportunità. Prima di entrare nel merito dell'argomento, insomma degli argomenti che mi sono stati assegnati, volevo fare una notazione sull'ultima considerazione dell'avvocato Urbani. Vero che il tema delle associazioni temporanee è stato radicalmente inciso da una sentenza di novembre del 2020, mi pare, della Corte di Giustizia, ma il recepimento che ne ha fatto il legislatore nel nuovo codice, mi permetto di dire che è sbagliato, cioè non ha capito che cosa ha detto il Consiglio di Stato, non ha capito, ha fatto finta di non capire, non lo so, perché penso che sia impossibile che non abbia capito quello che ha detto quella sentenza. Quella sentenza ha detto: guardate che il vostro articolo 83, se non ricordo male, del decreto legislativo 50, quando impone che la capogruppo abbia i requisiti maggiori, o meglio, spenda in gara i requisiti maggiori e assuma la quota maggiore dei requisiti, ovvero nei subraggruppamenti orizzontali, nelle ATI miste, ci deve essere sempre un soggetto che assume il ruolo di capogruppo mandataria spendendo i requisiti maggioritari, non è compatibile con l'Unione Europea. Quindi un soggetto che spende i requisiti minoritari in gara è un soggetto che può, o assume la quota lavori minoritaria, è un soggetto che può fare i lavori. Questo ha detto quella. Non c'entra niente il problema dell'ATI orizzontale e l'ATI verticale, perché le ATI verticali, e facciamo un esempio su tante cose che adesso vanno di moda, no? RFI sta facendo una montagna d'appalti, anche qui a Mestre, insomma, tante cose dove a fronte d'appalti ipermilionari, 300 milioni, 500 milioni, 600 milioni, ci sono categorie specialistiche da 8, 10, 15 milioni. Categorie specialistiche rispetto alle quali l'ATI verticale era la soluzione naturale. No, è chiaro che se il nostro legislatore ha interpretato quella sentenza che nulla diceva al riguardo della Corte di Giustizia in modo tale da ritenere vietata l'ATI verticale, è chiaro che il soggetto che in ATI verticale avrebbe acquisito dell'appalto di 300 milioni, 20 milioni, 10 milioni, assumere una responsabilità solidale per l'intero chiaramente lo pone in una difficoltà obiettiva. Difficoltà obiettiva, secondo me, ulteriormente accentuata da un tema, ora non per tante lavorazioni specialistiche in cui armamento ferroviario, sono talmente poche le imprese che lo fanno che o vado in ATI o vado in subappalto, il prezzo è quello, ma su tante altre categorie ricordiamoci che il subappalto non c'è più il limite dello sconto. Cioè l'appaltatore non è più tenuto ad applicare al subappaltatore gli stessi prezzi del contratto ridotti al massimo del 20%, ma è una negoziazione libera. Quindi credo e spero, visto che è stato preannunciato un correttivo, che qualcuno si renda conto che quella decisione della Corte di Giustizia non ha niente a che fare con le ATI verticali. Ma quello secondo me è una scelta politica, perché se non si capisce, non dice, come dici tu giustamente. No, ma c'è scritto nella relazione. La sì, relazione spiega, nella relazione al codice spiega che null'altro avremmo potuto fare che non tenere conto di quello che ha detto l'Unione Europea. Se qualcuno glielo dice, allora diventa una scelta politica. Se invece la vendono come una scelta tecnica ineludibile per effetto di una sentenza di un giudice. Ma io non ci credo che possano aver letto quello. Questo hanno detto, sì, l'hanno detto nero su credo. bianco, non è che possono pensare nessuno lo legge, nessuno capisce quello che abbiamo scritto, però insomma adesso senza fare ragionamenti. L'argomento che mi è stato assegnato in realtà contempla tre questioni, no? Le riserve, le modifiche del contratto in corso d'opera relativamente alla rinegoziazione
e infine i rimedi alternativi alternativi alla giurisdizione. Per quanto riguarda le riserve, io vi segnalo che non ci sono novità. L'allegato, mi pare, 2.7, anzi 5.2, che parla scusate, c'è un po' in testa di allegati, il 2.14, che parla della direzione lavori, ricostruisce il tema delle riserve in modo del tutto analogo a quello che era previsto negli articoli 190 e 91 del decreto legislativo 163. Vi ricordo questo: il passaggio dal 163 a oggi è stato un passaggio caratterizzato dalla circostanza che in vigenza nel primo periodo del decreto legislativo 50 continuavano ad applicarsi gli articoli 190 e 91 del decreto legislativo del DPR 207 2010. Entrato in vigore il DM 4918, che è quello che governa le attività della direzione lavori, le amministrazioni hanno applicato quanto previsto all'articolo 9 di all'articolo 8,9 di quell'articolo, che sostanzialmente recitava: il direttore lavori valuta le riserve dell'impresa che saranno iscritte secondo il regolamento adottato dalla stazione appaltante. Quindi noi siamo passati, non faccio il ragionamento del 1865 perché sennò andiamo un po' troppo lontani, ma siamo passati dagli articoli 190 e 91 del DPR 207 a una regolamentazione autonoma che ogni amministrazione avrebbe dovuto introdurre, e quindi a una regolamentazione contenuta nell'allegato 214 che è sostanzialmente identica a quella del decreto legislativo 160 del DPR 207. Anche qui una brevissima notazione: ma perché il legislatore del 50 aveva evitato di reintrodurre un sistema di apposizione e esplicazione delle riserve come era previsto prima? Qual è la ragione? Perché il Consiglio di Stato nel parere consultivo ha detto: sottopongo al Ministero la valutazione di lasciare spazio alle singole amministrazioni di normare autonomamente la fase di iscrizione delle riserve. Quindi il Consiglio di Stato, che oggi ha scritto, scusate sembro critico, ma sono proprio imbufalito su sta roba che il Consiglio di Stato scrive le leggi, quel Consiglio di Stato che se fosse poi tutto finalizzato alla stabilità delle norme sarebbe anche non solo accettabile ma anche auspicabile. Ma quel Consiglio di Stato, perché è vero che cambiano gli uomini ma l'istituzione è la stessa, quel Consiglio di Stato che nel 2016 ha scritto al governo: ma che ancora considerate il sistema delle riserve? Ogni amministrazione se lo fa da solo. Nel nuovo codice, nel regolamento, ha ripristinato quel meccanismo che aveva contribuito a smantellare con l'entrata in vigore del 50, fermo restando che poi tutti i contratti che io ho visto, tutti i capitolati speciali, riportavano una normativa perfettamente identica a quella del 190, degli articoli 190 e 91. Quindi non ci sono novità, il che tradotto che vuol dire che bisogna iscrivere le riserve in sede di consegna dei lavori se c'è una discrasia tra le opere da realizzare e lo stato di fatto dei lavori. C'è da iscrivere le riserve nel verbale di sospensione e nel verbale di ripresa, salvo che la sospensione inizialmente legittima diviene illegittima nel corso della sospensione medesima, nel corso della decorrenza del tempo. Bisogna scrivere e apporre le riserve sullo stato finale, perché altrimenti c'è la decadenza. Ma per darvi qualche notazione, perché sennò avevamo finito l'argomento e parlavamo d'altro, per darvi qualche notazione, se voi prendete l'articolo 7 dell'allegato 214, il quale allegato declina scusate che c'è... No, tu non ce l'hai, sta tranquillo. No. Pure te, perché sei veneto? No, perché sono agganciato alla rete del Veneto. No, devo segnare le cose che poi me ne vado a rivedere. Posso, grazie. Quindi ok, come no? Mi scusi. Ecco,
quello che è, visto che siamo in tema di riserve, quello che è divertente, che l'articolo 7,1, che è divertente e incomprensibile, quello che l'articolo 7,1 dell'allegato 214 a un certo punto afferma che non c'è necessità di iscrizione delle riserve nell'ipotesi in cui l'appaltatore debba reclamare tutta una serie di maggiori corrispettivi, ivi compresi quelli che derivano da un comportamento colpevole della stazione appaltante. Il che, se io leggo solo sto comma, dico vabbè, allora tutte le riserve che si fondano sull'anomalo andamento, sulle sospensioni dei lavori, su ordini di servizio illegittimi, posso fare a meno. Poi in realtà, se noi andiamo a prenderci gli articoli che governano anche l'attività della direzione lavori, e ci andiamo a prendere in particolare gli articoli da 114 a 121, vediamo che invece le riserve vanno apposte sulla sospensione lavori, sui verbali di ripresa lavori. Quindi c'è un po' di coordinamento da fare nella lettura, un po' di interpretazione da fare nella lettura, e ovviamente dal lato impresa più cautelativamente scrivo sempre le riserve come era prima e non cado nel meccanismo di decadenza. Ecco, per quanto riguarda le tutele alternative alla giurisdizione, io vorrei dare conto di alcune considerazioni che mi sono venute in mente in base alle argomentazioni puntuali dell'avvocato Urbani. L'avvocato Urbani ci ha fatto tutto il racconto delle gare sotto soglia, no? Come vengono fatte. Posso fare la procedura aperta ma lo devo motivare, insomma, diciamocelo serenamente, io mi riferisco a quello che ho letto da dichiarazioni ANCE, visto che siamo in sede ANCE. Il 75% degli appalti sono quelli che stanno sotto le soglie, no? E la gran parte di queste sottosoglie è tra 1 milione e 5 milioni. Ora, vero è che l'allegato 2 del codice agli articoli 2 e 3 riporta i principi alla stregua dei quali gli enti dovranno adottare le procedure negoziate, che non sono proprio semplicissimi, perché sono le ricerche di mercato o sono, non ve ne parlo perché vi tedierei e basta, o la formazione degli albi. Ma se ci andiamo a guardare dentro, sono delle procedure vere, con motivazioni, quindi non è come il DL 76, fatevi le procedure come vi pare, e la giurisprudenza ha detto quelle procedure prevalenti, ha detto quelle procedure sono obbligatorie e non potresti nemmeno fare le procedure aperte in alternativa. C'è un sistema che va adeguato. Ma qual è secondo me il rilievo che più salta agli occhi leggendo il codice? Indipendentemente dalla volontà politica del legislatore di attenuare il mercato per quegli appalti, tant'è che l'ANCE dice almeno sopra 1 milione cercate di ricondurli dentro, no, dentro l'alveo di procedure aperte. Ma al di là di questo, perché poi la correttezza delle amministrazioni non la mettiamo in dubbio e quindi le gare comunque garantiranno la concorrenza, è che per gli appalti sotto soglia le amministrazioni debbono stipulare il contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Tenete conto che non c'è più aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva. Oggi c'è l'aggiudicazione, punto e fine. Bene, entro 30 giorni va stipulato il contratto. Per gli appalti sopra soglia, entro 60 giorni. La posizione del funzionario, anche ai fini della valutazione del suo operato, è riguardata sulla base del principio del risultato, che, leggendolo attentamente, dice efficienza, immediatezza nell'aggiudicazione delle gare, immediatezza nell'esecuzione dei lavori. Quindi i 30 e i 60 giorni non sono termini, come posso dire, messi lì a caso e che non hanno alcun riflesso sull'attività dei funzionari. Teoricamente quello di 60 giorni per gli appalti sopra soglia sarebbe anche differibile o modificabile, sempre che l'amministrazione dia
contezza che la modifica è collegata alla tutela dell'interesse pubblico. Quello di 30 giorni non è, almeno non c'è una precisazione che consente il differimento. Bene, dati questi due elementi, per gli appalti sopra soglia permane, non avrebbe potuto essere altrimenti, l'applicazione dell'istituto dello stand still sostanziale e dello stand still processuale, adesso pomposamente detti così, ma che vuol dire? Voi sapete che quando viene aggiudicato un appalto, un contratto che deve essere stipulato entro 60 giorni se sopra soglia, non può essere, prima tutti, non può essere, come posso dire, perfezionato, quindi firmato, se non decorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Poi ci sono le deroghe quando c'è un solo concorrente e il bando non è stato impugnato, insomma, quando sono stati esclusi dei concorrenti che però non hanno impugnato la gara. Ma il tema è 35 giorni dall'aggiudicazione debbono necessariamente decorrere per poter sottoscrivere il contratto. Nell'ipotesi in cui entro questo termine viene proposto un ricorso giurisdizionale e viene richiesta al giudice amministrativo una pronuncia in via cautelare, quella che le amministrazioni chiediamo la sospensiva, se viene richiesta la pronuncia cautelare, il divieto di stipulare il contratto si prolunga per 20 giorni e comunque fino alla prima udienza in cui viene trattata la sospensiva. Poi ovviamente se la sospensiva è accolta il contratto non può essere sottoscritto, se la sospensiva non è accolta e quindi è rigettata, il contratto può essere sottoscritto, addirittura nell'assetto del nuovo codice dovrebbe essere sottoscritto. Non dovrebbero più esistere nemmeno, che ci sono, fatto ieri, quindi continua così, non dovrebbero nemmeno più esistere quei metodi per cui viene chiesta la sospensiva, si va in tribunale o a iniziativa del giudice o a iniziativa delle parti, qualcuno dice: ma Presidente, potremmo andare direttamente al merito il più vicino possibile? Sì, gentleman agreement, che però l'ente non firma. Assolutamente, e si va via. Ecco, questo, l'eventuale rinuncia dell'istanza cautelare o la mancata discussione dell'istanza cautelare per il rinvio al merito della trattazione di tutta l'impugnazione è assolutamente neutra rispetto alla stipula del contratto, quindi l'ente non potrebbe più assumere impegni attraverso il suo legale a rimanere inerte fino all'udienza di merito laddove non sia pronunciata un provvedimento di sospensione del provvedimento di aggiudicazione, ma dovrebbe firmare il contratto. Bene, col nuovo codice che succede per gli appalti sotto soglia? Abbiamo visto che devono essere i relativi contratti stipulati entro 30 giorni. Ebbene, se voi prendete, confrontate, coordinate l'articolo 18 con l'articolo 55, rileverete che è stato eliminato per gli appalti sotto soglia, quindi quel 73% lo stand still, sia processuale che sostanziale, perché il contratto deve essere firmato entro 30 giorni e nell'ipotesi in cui viene proposto un ricorso, nell'intanto che decorrono i 30 giorni, non c'è la sospensione processuale, quindi l'amministrazione può e teoricamente dovrebbe firmare il contratto anche nell'ipotesi in cui sia stato proposto un ricorso e sia stata, come posso dire, fissata un'udienza cautelare. Ecco, io credo che questo è una bella, come posso dire, una bella domanda che ci dobbiamo porre, ma è veramente, al di là della compatibilità col diritto dell'Unione, perché voi sapete che tutta la normativa relativa agli appalti pubblici trae origine da una direttiva, la 66 del 2007, la cosiddetta direttiva ricorsi, che ha stabilito certi principi, no? Allora, la direttiva ricorsi afferma un criterio fondamentale: guarda che quando è impugnata una procedura di aggiudicazione, il concorrente ricorrente ha diritto alla reintegrazione in forma specifica,
cioè ha diritto a vedersi aggiudicato l'appalto. È solo residuale il risarcimento del danno, e quando è residuale? Quando per la situazione come posso dire, concreta, non è possibile la sostituzione dell'esecutore. Allora io mi domando, ma siamo sicuri che sta normativa che ha eliminato lo standstill processuale, sostanziale e processuale, non abbia una ricaduta sul piano della violazione delle regole europee, in particolare del decreto, scusate, della direttiva ricorsi, che poi è stata recepita nel decreto legislativo 104 del 2010? Risposta assolutamente ovvia: no, perché gli appalti sono sotto soglia e quindi non c'è alcuna violazione di regole e principi aerounitari, perché gli appalti sono sotto soglia. Come sempre l'interpretazione può essere la più variegata, no? Allora io parto da un altro principio: sì, ma la direttiva ricorsi nasce dall'applicazione dei criteri di quello che oggi si chiama il TUELF, il testo unico dell'Unione Europea, il quale prevede proprio quei criteri trasfusi nella direttiva. Allora non è che noi, indipendentemente dal valore a cui si riferisce l'eliminazione, l'elisione dello standstill processuale sostanziale, violiamo comunque dei principi europei? La risposta io la trovo nella procedura di infrazione 2273 del 2018, lettera di messa in mora del 2019 confermata nell'aprile del 2021-22, in cui la Commissione europea ha elevato tutta una serie di contestazioni all'Italia in materia di subappalti, quelle che poi sono state corrette col DL 77, in materia di avvalimento, che ancora rimangono, non sono state tutte corrette con il nuovo codice, con l'articolo 104 del nuovo codice, ma una ha suscitato il mio interesse, perché mentre potremmo dire che quelle contestazioni hanno carattere generale, ma comunque riguardano ovviamente anche gli appalti sopra soglia, subappalto riguarda anche gli appalti sopra soglia, l'avvalimento riguarda anche gli appalti sopra soglia, la Commissione europea ha sollevato una contestazione relativamente al decreto 50 nella parte in cui consentiva per gli appalti sotto soglia che non fossero di rilievo transfrontaliero la possibilità di applicare l'esclusione automatica, che peraltro eppure adesso è ripresa tal quale. Quella contestazione è stata fatta su appalti sotto soglia, non è stata fatta su appalti sopra soglia, ed è stata fatta in funzione della violazione del TUEF. Quindi sostanzialmente viene detto: non violi una direttiva europea, ma violi i principi generali dell'Unione, e quindi, violando i principi generali dell'Unione, sei comunque passibile di censura. Allora io mi domando, ma non sarà che con questa eliminazione dello standstill comunque violiamo dei principi generali, visto che il criterio generale dell'Europa è il risarcimento in forma specifica? È una domanda, perché chiaramente non ho la presunzione di avere una risposta, anche se poi nel rapporto con l'Europa bisognerebbe, come posso dire, bisognerebbe che qualche interrogativo sia posto, no? Perché adesso è vero che è l'Europa che dice puoi partecipare in gara con 3 offerte perché dobbiamo ampliare la concorrenza. È vero che dice che l'ausiliario può partecipare alla gara anche se è appunto l'ausiliario di più partecipanti alla gara. Sì, è vero che il divieto di gara è stato recepito solo se l'avvalimento è premiale. Tutto vero, tutto che deriva dall'Europa, ma forse l'Europa bisognerebbe dirglielo che oggettivamente pensare che un soggetto che dà un avvalimento per un appalto in cui è responsabile solidalmente non conosca l'offerta è abbastanza ridicolo.
che il mandante di un ATI che firma l'offerta non sappia qual è l'offerta del mandatario è abbastanza ridicolo. Quindi forse dire guardate, la concorrenza va bene che l'ausiliario, io credo di aver scritto uno dei primi articoli che l'avvalimento frazionato era ammissibile, anche se non era ammissibile, ma che doveva essere ammissibile. Però un allargamento che di fatto rimette alla stazione appaltante un controllo che nessuno, ma non le stazioni appaltanti italiane, credo nemmeno quelle francesi o quelle tedesche, può fare sul ragionamento del medesimo centro di imputazione. Ma se io firmo un'offerta come impresa singola e la firmo come mandante, ma che deve dire un'amministrazione? Che cosa deve dire? Spiegami che non è un centro di imputazione, te escludo. Poi arriverà qualche giudice che dirà no, ma la prova la dovevi avere piena. Quindi credo che qualche ragionamento bisognerebbe farlo a livello di Unione, ma per ritornare nell'alveo di quello che dicevamo, lo stand still, dicevo appunto, è un elemento, un istituto che oggi non è più applicabile negli appalti sotto soglia, con tutto quello che a mio parere ne può conseguire. Sulle modifiche del seguendo l'ordine dei mezzi di tutela alternativi alla giurisdizione, una prima notazione, ma questo è solo una notazione critica perché ciascuno di noi ha le sue paturnie, viene detto è una modifica alla tutela, ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. In realtà avrebbero dovuto scrivere tutela giudiziale, perché soltanto gli elementi alternativi sono alternativi al giudice ordinario, non sono alternativi al giudice amministrativo. Ma al di là di questa problema di tipo terminologico, sostanzialmente il nuovo codice che cosa ha fatto? Ha reiterato la previsione dell'accordo bonario ed è esattamente uguale a quella contemplata nel codice del 2016, non è cambiato assolutamente nulla, è cambiato il numero dell'articolo, prima nel 50 era nell'articolo 205, adesso è nell'articolo 210. Ha replicato la normativa sull'arbitrato negli articoli 213 e 214, ormai l'arbitrato come tutela, come forma succedanea al giudice statuale mi pare ampiamente residuale, perché è stato definito un quadro ordinamentale tale per cui nessuna amministrazione appaltante inserisce più nei propri capitolati o nei propri bandi o avvisi o negli schemi di contratto la clausola compromissoria, cioè la rimissione delle eventuali controversie con l'appaltatore a un giudizio arbitrale. Poi potremmo discutere perché in realtà con la legge Severino è stato imposto di motivare adeguatamente perché viene preferito il giudice arbitrale a quello statuale, e che la motivazione deve essere resa e quindi l'arbitrato autorizzato direttamente dall'organo deliberativo dell'ente. Trovo difficile che in una delibera di una giunta ad un comune viene scritto andiamo dal giudice arbitro, perché quello statuale ci mette 9 anni o 7 anni o 6 anni, è troppo lungo e non sanno fare le sentenze. Adesso la banalizzo, no? Dovremmo immaginare che la giustizia dello Stato è migliore di quella privata, ancorché governata dall'ANAC. Però le norme ci sono e sono rimaste uguali. È stata anche ulteriormente prevista la possibilità degli enti di ricorrere alle transazioni dall'articolo 212, prima era inserita nell'articolo 208, e questo merita un approfondimento, rapporto tra accordo bonario e transazione. Questo lo dobbiamo andare poi a collegare come spirito critico, voglio dire, come analisi critica, all'articolo 5, uno dei principi di cui ha parlato il collega, il quale fa riferimento all'autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni.
le amministrazioni, secondo il nuovo codice, ma a mio parere anche prima, per un fatto di, come posso dire, principi ordinamentali, consente agli enti di concludere qualsiasi tipologia di contratto purché preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico che è loro rimesso. Bene, quindi significherebbe qualsiasi amministrazione, purché ovviamente l'oggetto del contratto sia immediatamente preordinato a realizzare l'interesse pubblico, può concludere qualsiasi tipologia di contratto, io direi anche contratti atipici o contratti misti, purché finalizzati. La prima come posso dire, la prima applicazione dell'autonomia negoziale la troviamo nell'articolo 212, e cioè gli enti non possono concludere transazioni se non in forma residuale rispetto all'accordo bonario. Parliamo in materia di appalti, non in altre materie. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che il legislatore ha stabilito un meccanismo per cui gli enti debbono ricorrere all'accordo bonario e solo in via residuale possono ricorrere alla transazione, il che è una, a mio modestissimo parere, come posso dire, contraddizione dell'autonomia negoziale, perché l'autonomia negoziale è prevista come principio generale all'articolo 5, dovrebbe prevedere, guarda, io voglio fare una transazione, se la motivo e la fase procedimentale, cioè la formazione di volontà dell'ente a contrarre, è corretta, il negozio giuridico a valle la transazione può essere stipulato. No, quando la medesima materia deve essere risolta con l'accordo bonario. Voi sapete che l'accordo bonario, ripeto, oggi articolo 210 per i lavori e 211 per i servizi, l'accordo bonario è il procedimento attraverso il quale, qualora ricorrano determinate condizioni, il RUP deve vagliare e risolvere le riserve proprio all'esito del procedimento proponendo l'accordo bonario all'appaltatore. Quindi tutte le riserve non possono essere transatte autonomamente. Molto spesso le transazioni tra enti e appaltatori contemplano anche le riserve, perché poi prevedono anche tante altre cose, no? L'adozione della perizia di variante, il cambio di un materiale, possono prevedere tante cose. C'è da chiedersi se in questo caso il divieto di perfezionare una transazione se non a valle di un accordo bonario o come forma residuale dell'accordo bonario sia possibile. Io penso di sì, in base alla circostanza che se l'oggetto della transazione è più ampio delle semplici valutazioni delle riserve, dovrebbe almeno affermarsi il principio che quell'accordo era concludibile, poteva essere concluso se tutto stava insieme, se tutto il pacchetto stava insieme in quei termini, mentre invece non avrebbe potuto essere concluso se le singole voci fossero state atomizzate. Detto questo, però, prego. Se le so. La domanda è semplice, no? No, se le so io la risposta. Questo vale anche per le concessioni di lavoro, concessioni di servizio, vale solo per i lavori? Allora, l'accordo... La seconda è la vigenza di queste norme, vale anche per gli appalti prima dell'entrata in vigore? Allora, non vale per gli appalti di prima, e le dico perché non vale, perché non so se ci avete, probabilmente no, sicuramente l'avvocato Urbani l'ha notato molto prima e molto meglio di me. Il codice, quando è uscito dal Consiglio di Stato, non era mica questo, l'hanno cambiato tra dicembre e marzo, no? Uno dei cambiamenti è stato l'articolo, mi pare il 226, che ha riportato quello che tradizionalmente era contemplato in tutti i codici, cioè questo vale per i bandi e per gli appalti e i cui bandi siano stati pubblicati da adesso in poi, recuperando quindi il 50, perché prima veniva detto guarda che dal primo luglio che acquista efficacia vale il codice, cioè vale il codice per tutto anche per gli appalti di prima, sono ritornati a un livello tradizionale.
Posso raccontare su questo? Non è... Chiudo solo. Sì. Devo dire però che non è che l'esposta molto, perché anche il precedente codice prevedeva le stesse cose. Io ho fatto notare questa cosa perché nel precedente codice non c'era un principio generale che affermava che sussisteva l'autonomia negoziale piena della pubblica amministrazione. Ecco, la faccio notare, fatta notare solo per questo. No, posso raccontare un aneddoto perché citando il transitorio. Allora, innanzitutto l'ultima parte del codice è stata costruita proprio all'ultimo perché prima dovevano essere due parti, invece poi è stato radunato e è diventato una parte unica. Ma il transitorio che era stato scritto inizialmente, il Presidente della Repubblica l'ha rimandato indietro ed è stato scritto in un pomeriggio, il nuovo transitorio, quindi era tutt'altro, era inapplicabile proprio perché tagliava... Inapplicabile. Dopo quello che hanno fatto Quindi col cumulo alla rinfusa possono fare tutto, cioè voglio dire. quello è comparso, il cumulo infuso è comparso solo in quell'occasione. Sì, sì, no, però l'hanno inserito dopo che c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato, ovviamente. Cioè, Sì, non se devono ne erano metterla dopo. accorti. Poi, io credo che allora, per le concessioni servizi e lavori, io credo che l'accordo bonario non sia applicabile, o meglio, sia applicabile per il 211, ma siccome l'accordo bonario è collegato sempre alle riserve e siccome le riserve non sono disciplinate per i servizi e forniture, ma la norma dice in quanto compatibile, bisognerebbe che i contratti portassero dei sistemi di iscrizione alle riserve. Però per i servizi, secondo me, e anche per le concessioni, anche se le dico non è pacifica in dottrina la cosa, dovrebbe comunque essere applicato il collegio consultivo tecnico. Ovviamente se sono concessioni in cui valore di servizi in cui il valore sia superiore a 1 milione, perché se è sotto 1 milione, ma insomma una concessione di servizi credo che non possa essere sotto 1 milione. Ecco. Questa cosa vuol dire, poi ne parli del consiglio consultivo Sì. tecnico, ok. Allora, quindi detto questo, volevo rimarcare, quindi detto questo sulle transazioni e poi dandolo insomma alcune indicazioni flash, la transazione non può essere innovativa, cioè non può cambiare l'oggetto dell'appalto, il che significa che non può aggiungere lavori. Questo perché la Corte di Giustizia ha già chiarito, il Consiglio di Stato nell'alveo della Corte di Giustizia, che tutti i contratti, anche che si chiamino transazioni, che modificano l'oggetto di un contratto aggiungendo attività che avrebbero dovuto essere oggetto di gara, necessariamente sono violativi dei principi della concorrenza e dei principi della massima apertura al mercato. Resta sempre, nel caso della transazione, l'obbligo, qualora sia superiore a 100.000 o 200.000 a secondo di appalti, lavori o servizi e lavori, l'obbligo per la stazione appaltante che intenda perfezionare un atto transattivo di acquisire il parere legale del legale interno oppure del dirigente addetto al contenzioso. Ecco, tenete conto che la dottrina ha chiarito che questi tipi di pareri sono pareri protesi a manifestare la convenienza della transazione rispetto a una potenziale soccombenza in causa, ma che non devono entrare nel merito della quantificazione. Cioè la quantificazione resta comunque di competenza dell'amministrazione e nell'autonomia dell'amministrazione non c'è bisogno che il parere del funzionario addetto al contenzioso condivida anche il numero, ma deve condividere l'idea di chiudere una transazione perché è preferibile rispetto a un giudizio in cui l'ente potrebbe essere, almeno probabilisticamente, soccombente. Ecco, per quanto riguarda quindi la domanda, la transazione in caso di un accordo bonario che non abbia avuto esito perché l'impresa non ha accettato, è ammissibile? La risposta è certamente ammissibile, ma è chiaro che nel momento in cui l'ente, il cui RUP
non ha concluso l'accordo bonario con l'appaltatore e quindi immagino che nella massima parte dei casi la transazione porterà delle condizioni migliorative rispetto a quello dell'accordo bonario, nella motivazione e anche nella motivazione con la quale si dà corso alla transazione, cioè la delibera con cui viene data autorizzazione a perfezionare l'atto transattivo, va motivato non solo la ragione per la quale si ritiene di pervenire alla transazione, ma anche le ragioni per le quali si ritiene di pervenire alla transazione a condizioni diverse di quelle eventualmente offerte dal RUP nell'ambito dell'accordo bonario. Che deve fare il RUP nell'ambito e al fine di dare corso al procedimento d'accordo bonario previsto oggi dall'articolo 210 del codice? Voi sapete, perché la norma è del tutto identica a quella dell'articolo 205 del decreto legislativo 50/2016, voi sapete che quando le riserve possono determinare un incremento del costo dell'appalto tra il 5 e il 15%, il RUP sarebbe tenuto a dare impulso al procedimento di accordo bonario, previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori e previa valutazione della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve che è chiamato a valutare. Sappiamo anche che nel corso dell'appalto il procedimento può essere rinnovato una sola volta e sempre che le riserve stiano nel range del 15%. Bene, che vuol dire, e questo ci tengo a rappresentarlo, che vuol dire ammissibilità e non manifesta infondatezza? Ammissibilità è facile. Le riserve sono state tempestivamente apposte, sono state correttamente esplicate, sono state correttamente introdotte negli atti idonei a riceverle e questa è un'indagine semplice. Che vuol dire non manifesta infondatezza? Beh, io ho visto molti RUP che dichiarano l'infondatezza delle riserve, quantomeno ai fini di dare impulso al procedimento bonario, perché dopo aver fatto la valutazione della fondatezza nell'AN, cioè della fondatezza nel merito della riserva, fanno poi un calcolo di quello che sarebbe riconoscibile e quindi pervenendo a un conto che è inferiore al 15% non danno impulso al procedimento d'accordo bonario. Ecco, la norma non dice questo, la norma dice un'altra cosa. La non manifesta infondatezza significa che immediatamente, ictu oculi, come direbbero i giudici, non si evincono elementi di fondatezza della riserva e macroscopici elementi di infondatezza. Faccio un esempio banale: sospensione dei lavori. Io chiedo un risarcimento del danno per la sospensione da Covid per responsabilità dell'amministrazione. Io sul RUP dico no, il Covid è un evento eccezionale, non dipende da nessuno, io non ti devo da nulla a te. Sospensione per introdurre una variante, per emendare un errore progettuale, magari. Io RUP dico sì, effettivamente avrebbe diritto, ma siccome mi ha chiesto 100 lire, io ho rifatto il conto, il classico conto, spese generali, mancati utili, se vengono dati o meno, insomma, poi non c'è ammortamento del personale, ammortamento dei macchinari, no, non viene 100 lire, viene 8 lire e quelle 8 lire non corrispondono al 15% dell'appalto, pertanto io non do corso al procedimento d'accordo bonario. Ecco, il RUP non dovrebbe fare questo. Una volta che ha verificato che sussistono gli elementi di fondatezza della domanda complessivamente considerata, dovrebbe dare corso al procedimento d'accordo bonario. Come si sviluppa il procedimento d'accordo bonario? Il RUP ha un'alternativa. Può o chiedere all'ANAC una lista di 5 professionisti che stanno presso nello specifico albo presso la Camera arbitrale, e tra questi 5 professionisti di comune accordo con l'appaltatore sceglie quello a cui demandare l'esame delle riserve, nell'ipotesi in cui la scelta non sia condivisa. Il RUP deve chiedere alla stessa Camera arbitrale la nomina di uno dei 5
quale esperto preposto alla valutazione delle riserve, oppure appunto in alternativa può direttamente esaminare la documentazione e quindi chiudere lui il procedimento d'accordo bonario, assumendosi quindi il compito di valutare le riserve e di definirne il valore e di sottoporre l'accordo, il verbale d'accordo bonario che poi deve, voglio dire, che poi trasfonde nella firma dell'accordo bonario vero e proprio con la stazione appaltante e risolvere le controversie. Prego. No, i collaudatori, se ci sono, può essere acquisita la relazione riservata dei collaudatori, ma nel procedimento ordinario, siccome in realtà è residuale l'ipotesi in cui i collaudatori siano nominati in corso d'opera, possono essere ovviamente, in alcuni casi debbono essere, scusi, nel procedimento ordinario è necessario l'acquisizione della relazione riservata al direttore dei lavori, che peraltro è quello che deve dire al RUP che si è arrivati a quei limiti del 5 o 15%. Quindi questo va fatto. Ecco, tenete conto che quando è entrato in vigore il 50, si era affacciata in dottrina una tesi per cui in realtà il RUP non avesse questa possibilità alternativa di chiedere all'ANAC o di dare lui direttamente corso, sul presupposto che la norma, affermando che bisognava richiedere la terna, affermando che bisognava fare una certa procedura, in realtà trattava l'intervento del RUP come solo residuale all'esito del mancato procedimento principe. Su questo la dottrina, in particolare la giudice presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato Rosanna De Lictoris ha scritto un tema, quindi speriamo che se hanno riproposto la stessa normativa, l'hanno riproposta con quell'interpretazione che lei ha dato, per cui l'alternativa è piena. Tra l'altro, l'hanno spedita a Sicilia, speriamo. no, è ritornata. Sì, è un anno che si è ritornata. Okay. Tra l'altro, è andato a fare il presidente. Sì. Tra l'altro, devo dire che l'alternatività viene anche dai tempi, basta vedere i tempi e i tempi non sarebbero, diciamo, compatibili, perché sono diversi se agisce il RUP direttamente o agisce attraverso l'ANAC, per poter pensare che siano residuali l'una all'altra. Ecco, dato questa indicazione sull'arbitrato e l'accordo bonario, credo che vadano spesi veramente due flash sul comitato consultivo tecnico. Ecco, voi sapete che il comitato consultivo tecnico è un organismo che non è nuovo, no? È stato inserito per la prima volta nel decreto legge 56 del 2010 ed era, mi sembra, l'iniziale articolo 205, che poi è stato abrogato e sostituito. L'abrogazione è intervenuta col decreto legislativo 56 del 2017, c'è stato un pentimento ad horas, perché è entrato in vigore dopo 9 mesi, hanno fatto il correttivo e quando hanno pubblicato il correttivo hanno eliminato il CCT. Che cos'era il CCT? Il CCT avrebbe dovuto essere un organismo tecnico che avrebbe dovuto accompagnare le parti per tutta la durata dell'appalto al fine di proporre eventuali soluzioni a contraddizioni insorte tra le parti o dare indicazioni di come risolvere eventuali controversie e contenziosi. Perché è stato eliminato? Le parti potevano scioglierlo in qualunque momento avessero ritenuto e erano facoltizzate o meno a costituirlo, cioè non erano obbligate, ma era uno strumento, non sappiamo come avrebbe operato, perché chiaramente no, non era obbligatorio, il 76 l'ha reso obbligatorio. Ma era un'altra cosa, ma non era quello che è adesso, era sostanzialmente, voglio dire, le parti prendono 3 tecnici
due avvocati, un tecnico, i quali seguono l'appalto e se c'è un problema intervengono per dare delle soluzioni, non consegnando pareri vincolanti, ma soltanto pareri che le stesse stazioni appaltanti e appaltatori avrebbero più o meno potuto osservare e quindi applicare. Perché è stato eliminato col 56 del 2017? Perché l'ANAC da una parte ha detto mi sembra molto un arbitrato, che non è vero. Mi sembra molto un arbitrato e l'unico arbitrato in materia di lavori pubblici è quello governato dall'ANAC e quindi non potete mettere forme alternative a quella che è la mia attività istituzionale in materia di arbitrato. Il Consiglio di Stato ha detto ma non è molto chiaro i compiti di questo organismo, che si interviene sulle eventuali controversie tecniche tra le parti. Non è assolutamente comprensibile che cosa deve fare. Che cosa fa il CCT intervenuto a regime col decreto legislativo 36/2023? Scritto dal Consiglio di Stato, risolve le controversie che possono insorgere tra le parti, tra l'altro con valore di lodo contrattuale, salvo che le parti non neghino questa facoltà. Guardate, è un bene, un male. Io non, come tutte le cose, sono meccanismi che funzionano, dipendono dalle persone, non è che dipendono da però alcune considerazioni. Il DL 76, dopo che appunto col 56 2017 era stato eliminato il decreto legislativo, era stato eliminato il CCT prima maniera, lo ha reintrodotto al fine di dare impulso nell'ambito della legislazione emergenziale, al fine di dare il pulso agli appalti pubblici. Tutta la questione dei limiti di sottosoglia e sbrighiamoci a fare tutti gli appalti urgenti sottosoglia. Il CCT, sbrighiamoci a fare le opere perché c'è uno che si prende la responsabilità di dire quello che dovete fare. Come se la sarebbe dovuta prendere o se l'è presa per quei CCT costituiti in base al DL 76? Beh, su tutta la serie di tematiche, dovendo dare dei pareri vincolanti, ad esempio nell'ipotesi di sospensione, no, ad esempio nelle ipotesi di risoluzione dei contratti. Su tutte le altre questioni, esprimendosi eventualmente anche con una determina avente valore di lodo contrattuale, salvo che le parti non avessero negato che i pareri, cioè che le decisioni del CCT avessero valore di lodo contrattuale. Ecco, nel sistema ordinario, scusate, nel sistema del decreto della legge 76 era poi prevista l'obbligatorietà della costituzione del CCT per gli appalti di valore superiore alla soglia europea, la facoltatività della costituzione del CCT per gli appalti di valore inferiore. Ovviamente solo per gli appalti di lavori, non riguardava l'istituto gli appalti di servizi né tantomeno gli appalti delle forniture. Fino a quando era obbligatorio la nomina del collegio consultivo tecnico? Fino al 30 giugno del 2023. Con l'ulteriore specificazione che tutti gli appalti di valore superiore alla soglia europea, per gli appalti di valore alla soglia europea, le parti avrebbero potuto determinare la cessazione del collegio consultivo tecnico al 36/2023, mentre per quelli facoltativi in qualsiasi momento. Che cosa vuole dire? Che secondo il sistema emergenziale dovevano essere nominati fino al 30 giugno 2023. Ovviamente per gli appalti di rilievo europeo. Ovviamente questi CCT avrebbero esplicato la loro funzione fino alla fine dei lavori, anzi fino al collaudo, quindi anche se successiva al 30 giugno 2023, ma per questi appalti gli enti e l'appaltatore avrebbero potuto accordarsi di scioglierlo prima della fine dei lavori, purché entro il 30, purché dal 30 giugno 23 in avanti. Per gli appalti sotto soglia poteva essere nominato o non nominato, e se nominato sciolto in qualsiasi momento. Non vannoio su come vengono scelti i colleghi.
è stata fatta una prima su DL 76, una prima linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi ne è stata fatta una seconda. La seconda è refluita, molto diversa, molto diversa, è refluita nel DM del 12 gennaio del 2022, però pubblicato a marzo, che prevede alcune cose anche abbastanza singolari, perché per esempio la legge di conversione del 76, che è la 120, stabiliva: guarda che i collegi sono a 3, nell'ipotesi in cui ci sono delle complessità tecniche le parti le possono anche costituire a 5. Nelle linee guida c'è scritto esattamente l'opposto: è costituito a 5 salvo che le parti non ritengano che non ci sono elementi di complessità tale per cui lo fanno a 3, con norma introdotta in un DM, quindi nelle linee guida, che contraddice la legge e che secondo me non avrebbe ovviamente avuto alcun rilievo, perché per legge era a 3 e la motivazione avrebbe dovuto essere a supporto della scelta di 5, no a diniego della scelta dei 5. Ma al di là di questo, nel nuovo codice è stato reiterato, non c'era nel codice fino a febbraio, è stato reinserito. Anche oggi il codice col decreto legislativo 36 svolge i compiti già individuati nel decreto legge 76. Che cosa fa il CCT? Il CCT sostanzialmente, che deve essere nominato entro 15 giorni dall'avvio dei lavori, il CCT sostanzialmente è a disposizione delle parti per risolvere controversie sia tecniche che giuridiche, e quindi anche valutare le riserve nel corso dell'intero appalto. Per gli appalti di valore sopra soglia il consorzio non è scioglibile, scusate, il comitato non è scioglibile, cioè prosegue la propria attività sino al completamento delle opere. Si pronuncia o attraverso pareri o attraverso determine. Le determine vengono adottate quando le parti conferiscono al collegio il potere di decidere con determinazioni che equivalgono al lodo contrattuale, e tenete conto che la norma non prevede l'attribuzione specifica, prevede esclusivamente la facoltà delle parti di negare che le determine abbiano valore di lodo contrattuale. Mi ricorda un po' la vecchia declinatoria arbitrale del DPR 1063 del 62, che prevedeva: c'è sempre l'arbitrato salvo che una delle parti non mi dica che non vuole l'arbitrato. Però è articolato, ecco, Quando viene costituito si decide se ha funzioni anche di lodo. No, se nessuno dice niente ha funzione di lodo fino alla fine. Se qualcuno dice qualche cosa, no, dovrebbe dirlo in sede di costituzione. Secondo me, perché non è che si violerebbero le norme, si potrebbe anche dire in sede di costituzione: le parti si riservano, in funzione dei quesiti, di attribuirti o meno valore di lodo contrattuale. Perché che cos'è il lodo contrattuale? Perché altrimenti, secondo la giurisprudenza, voi sapete che l'arbitrato, quello che conosciamo noi dell'appalto pubblico, è l'arbitrato cosiddetto rituale, cioè gli arbitri sostituiscono il giudice, tant'è che quel lodo, quindi il lodo che promana da quegli arbitri, può ottenere il cosiddetto esequatur, che è un bollo, dal tribunale, e a quel momento acquista efficacia di sentenza. Quindi è eseguibile come una sentenza. Quindi io posso fare, l'amministrazione che viene condannata a pagare una certa cifra, io posso dare impulso a un'azione esecutiva e quindi chiedere, attraverso il recupero coattivo, il pagamento dei soldi che l'amministrazione mi deve dare. Cosa che non è con il lodo contrattuale, perché il lodo contrattuale, che è un lodo irrituale, è proteso, come afferma la Cassazione, a sostituire alla volontà delle parti il contenuto del lodo. Quindi il lodo diventa contratto. Quindi per poterlo eseguire devo andare da un giudice che condanna la parte soccombente in quel lodo a corrispondere quello che deve essere corrisposto. Il lodo contrattuale, proprio per la sua natura di sostituzione della volontà
degli arbitri, nel nostro caso dei componenti del CCT, a quella delle parti, determina che il contenuto del lodo è un'obbligazione contrattuale. Il rimedio è civilistico, vado dal giudice e chiedo che faccia adempiere a quella roba là. Però non è impugnabile, perché se voi prendete il codice procedura civile, adesso non vannoio, ma il tema è questo, un lodo irrituale è sostanzialmente impugnabile, scusate, non è impugnabile nel merito, cioè quello che è la statuizione non può essere messa in discussione. Deve essere però azionato se l'ente o l'appaltatore non adempie di fronte a un giudice. Questo comunque è fatto previsto nel contratto, su non adempie deve andare. Sì, no, ma questo perché, voglio dire, questo perché volevo sottolineare alcuni aspetti. Da un lato è che quel lodo non ha una forza di sentenza, non è che lo faccio dichiarare esecutivo dal tribunale e poi in mano c'è una sentenza, è un'obbligazione contrattuale. Dunque non fa precedente. Prego? Non fa. No, non è un atto giurisprudenziale, non è giustizia, è sostituzione della volontà. Però questa... Qualche perplessità sull'opportunità, cioè Prego? di qualche perplessità sull'opportunità di dare fin dall'inizio, no? Lasciare andare che sia un lodo contrattuale. No, ma questo ovviamente è una scelta importante sia per l'appaltatore che per la stazione appaltante, meno per la stazione appaltante secondo me. Perché meno? Perché se il CCT non si pronuncia con lodo, si pronuncia con parere, il parere non è vincolante, ma se l'ente si attiene al parere, i funzionari sono esentati da qualsiasi responsabilità erariale. Se l'ente non si attiene al parere e per sua ventura è in un giudizio condannato a pagare quanto o più di quello che avrebbe dovuto pagare qualora avesse seguito il parere obbligatorio ma non vincolante del CCT, per i funzionari scatta la responsabilità erariale automatica. Quindi sostanzialmente un funzionario o è in lodo o è in parere, alla fine la stessa cosa, perché trovo difficile che si discosti da quello che gli dice il CCT. Per l'appaltatore può essere molto diverso, perché una riserva valutata 1 dal CCT che potenzialmente avrebbe potuto essere valutata 5, nel momento in cui 1 te la tieni 1. Quindi sono decisioni che vanno assunte, ma la mia riflessione era leggermente diversa ed era questa. Tenete conto che la giurisprudenza ha sempre negato, quando ancora era possibile inserire l'arbitrato, addirittura non ci sono persone anziane, quindi forse solo il dottore Becchi, però se n'è andato, quando l'arbitrato era di fatto obbligatorio, no? Vi ricordate che c'è stato un momento che nell'appalto pubblico l'arbitrato era obbligatorio, ha perso l'obbligatorietà per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale che nel 95, mi pare la 258, ha detto guardate che non potete avere un arbitrato obbligatorio. Bene, in vigenza dell'arbitrato obbligatorio, già di per sé contemplante alcune problematiche di tipo costituzionale, come poi si è visto, la Cassazione però aveva affermato che era inibito alle stazioni appaltanti di rimettere le controversie a lodi irrituali. L'arbitrato irrituale non poteva essere adottato dalle pubbliche amministrazioni, le quali avrebbero potuto adottare esclusivamente, se mai avessero ritenuto, l'arbitrato rituale. Poi è diventato obbligatorio per legge, ma insomma vabbè. Ecco, inoltre, voi sapete meglio di me, il disfavore del legislatore verso l'arbitrato, no? A mano che si è affinato la legislazione, siamo arrivati al fatto che insomma non è più l'arbitrato praticabile nei contratti pubblici. Bene, in un colpo solo abbiamo introdotto di fatto l'arbitrato e di fatto abbiamo introdotto l'arbitrato irrituale, con tutta, secondo me, una serie di
particolarità che oggettivamente trovo difficile capire. Sul piano, visto che dobbiamo anche accelerare qualche cosa, sul piano... No, volevo aggiungere una cosa, un altro Prego. elemento di riflessione e di criticità molto pratico. Nel nuovo codice le tariffe per i compensi degli arbitri sono molto più alti delle precedenti. Quindi tenete conto questo, cioè c'è un ricalcolo dei compensi dati ai commissari. Ma sì, tra l'altro secondo me finiranno, perché per essere nominato CCT devi essere un esperto particolarmente esperto, un esperto particolarmente esperto. Adesso stavo dicendo che sul piano oggettivo i CCT, oltre che per gli appalti di lavori superiori alla soglia europea, debbono essere obbligatoriamente costituiti per gli appalti, servizi e forniture di valore superiore a 1 milione. E tenete conto che nel DM 17122 è giustamente indicato, quando il CCT era previsto esclusivamente per gli appalti di lavori, che se ci fosse stato un appalto misto, cioè che conteneva lavori e servizi o lavori e forniture, e i lavori avessero ecceduto la soglia europea, bisognava nominare il CCT. Allora, adesso che hanno inserito che per le forniture e i servizi sopra 1 milione va nominato il CCT, significa anche che per i contratti misti a prevalenza servizi e prevalenza forniture superiori a 1 milione va nominato il CCT. Quindi sostanzialmente siamo in una situazione di triplicazione, quadruplicazione, quintuplicazione dei CCT. Io dove stanno tutti questi esperti in questa materia? No, il libero professionale, però vede c'è un problema che ciascun soggetto professionista, sia giurista, avvocato, tutto quello che è, professore universitario, dipendente pubblico, non può svolgere la funzione di componente, sia componente semplice che presidente di un CCT, per più di 5 organismi, 10 in 2 anni. Quindi, voglio dire, chi assume i 5 incarichi, probabilmente per 3-4 anni non ne può prendere più nessuno, perché solo, voglio dire, c'è una norma. No, questo è scritto nella norma. Questo è scritto proprio nelle norme. No, il DM aveva messo le tariffe, ma adesso le tariffe sono state con dei limiti. Ma vede, la valutazione che i redattori del codice e prima ancora del DL 76 pensavano solo ai grandi appalti è dato da quelle che erano state le tariffe. Le tariffe affermavano non puoi avere più di 0,5 di un appalto da 50 milioni, da 100 milioni. Se aumenta di 50 milioni sali a 0,8. La dimensione dell'appalto da 5 milioni 4,20 e che deve avere un CCT, cioè io credo che oggettivamente si farà fatica anche a trovarli i componenti del CCT. Cioè, lo dico con grande serenità, perché tu assumi in incarico con una responsabilità importante, meno importante, per un appalto da 5 milioni e mezzo che ha dei valori, ce n'hai 5, quando ti capita quello da 100 milioni non lo puoi prendere perché stai nel limite dei 5, perché è chiaro che la valutazione che è stata fatta non ne devi avere più di 10 in 2 anni, è assolutamente astratta, perché in appalto di valore europeo finisce in 2 anni, in 1 anno, in 8 mesi, forse il servizio, una fornitura, ma non certo un appalto di lavori, per cui secondo me questa bulimica proliferazione dei CCT determinerà che lo faranno chi capita, no? Ma necessariamente diventeranno, nel frattempo diventeranno esperti, ovviamente. Ecco, sul CCT devo dire che nel rispetto probabilmente dello spirito della sostituzione del lodo contrattuale alla volontà delle parti, è stato eliminato, anzi è stato eliminato ogni dubbio
in merito alla circostanza che i componenti di parte possono essere serenamente e tranquillamente anche dipendenti o collaboratori delle parti che li nominano, quindi sia dipendenti dell'amministrazione che non devono aver svolto alcuna attività nell'ambito dei procedimenti specifici di quell'appalto, ma possono essere nominati senza problemi. Ecco, è chiaro che il presidente, su cui pure non sono state inserite delle ferree ragioni di incompatibilità, non deve essere in conflitto di interessi. Quindi se qualcuno fa il consulente d'impresa, è chiaro che non dovrebbe essere nominato presidente di un CCT dove quell'impresa è parte. Sarà uno strumento di deflazione del contenzioso? Sarà uno strumento che ci aiuta a risolvere i problemi? Lo vedremo, come posso dire, lo vedremo nella sua pratica operativa. Io per quel poco che ho potuto vedere praticamente risolve questioni. Quali questioni risolve? Quelle risolvibili, ma che i funzionari non intendono risolvere perché implicano della responsabilità che viene trasferita. Vi faccio un esempio banale. Io ho partecipato alla redazione di una determina relativamente ai limiti del subappalto di un appalto concluso prima della entrata in vigore delle nuove norme, perché pur essendo tutti d'accordo che non potevano più essere applicati i limiti in base al principio che erano stati rimossi dalla Corte di Giustizia e non da una legge sopravvenuta, nessuno se la sentiva. Per cui hanno chiesto al CCT, il CCT ha fatto un faldone a storia del subappalto europeo e sono tutti contenti. Quindi credo che è uno scarico di responsabilità e forse in questa previsione può essere utile. Alla fine, veramente un minuto, le modifiche del contratto. Rapidissimamente, l'articolo 120 del nuovo codice ha sostituito il 106 del 50 2016. Voi probabilmente ricorderete che il 50 del 2016 già aveva un'impostazione in cui dentro un articolo c'erano tutte le potenziali modifiche del contratto in corso d'opera, quindi le modifiche monetarie, le modifiche soggettive, le modifiche intese come varianti in senso stretto e le modifiche soggettive. Qual è la grande novità dell'articolo 120? Che al comma 8 ha previsto l'istituto della rinegoziazione come modifica monetaria. Sostanzialmente, quando esistono clausole di rinegoziazione nel contratto e per effetto di eventi straordinari sopravvenuti alla stipula del contratto, deve darsi impulso a un procedimento di rinegoziazione secondo le regole stabilite nel contratto. Poi la norma si ferma e prosegue. Nel caso in cui non sia previsto nel contratto la rinegoziazione, ma accadono quegli eventi che darebbero diritto alla rinegoziazione, allora a istanza di parte il RUP è tenuto a dare impulso al procedimento entro 3 mesi, quindi l'appaltatore può chiedere. Nell'arco dei 3 mesi l'appaltatore deve continuare nell'esecuzione dei lavori e questo deve continuare anche se è prevista la clausola di rinegoziazione, e il medesimo appaltatore, qualora non sia soddisfatto dell'esito del procedimento di rinegoziazione, può dare corso a un'azione giudiziale al fine di richiedere quanto ritiene dovuto dalla stazione appaltante, ma non può interrompere i lavori, li deve proseguire. Comma 8 sollecita un immediato rinvio all'articolo 9 del codice, i principi, che è il principio dell'equilibrio economico del contratto. È detto sostanzialmente che è un dogma dell'appalto pubblico quello che il contratto deve rimanere in equilibrio per tutta la sua durata e quindi essere preservato da eventuali eventi eccezionali che non rientrino nell'alea normale, nell'eventuale rischio assunto dall'appaltatore, che può aver assunto un rischio particolare in quello specifico contratto,
evitare che le fluttuazioni di mercato determinino degli scostamenti che portano in disequilibrio le reciproche prestazioni, o comunque a tutte quelle congerie di eventi che possono essere imprevisti, imprevedibili, straordinari, che incidono sul contratto. La norma dell'articolo 9 fa rinvio all'articolo 60 e all'articolo 120. L'articolo 120, comma 8, l'abbiamo già visto, no? La rinegoziazione. L'articolo 60 parla di revisione prezzi. E c'è una prima differenza. Le stazioni appaltanti, quando elaborano un bando, debbono obbligatoriamente introdurre la clausola revisionale nel bando, e quindi nel contratto. Ha un po' reiterato la previsione dell'articolo 29 del DL 4 del 2022, quello convertito con la legge 25, che aveva inserito l'obbligo della revisione prezzi. Bene. Lo stesso ente dovrebbe favorire l'inserimento negli stessi bandi delle clausole di rinegoziazione, ma abbiamo visto che se non c'è la clausola di rinegoziazione l'appaltatore lo può chiedere. Allora la prima domanda è: ma questi due sistemi sono alternativi, sono autonomi, sono succedanei, sono residuali l'uno all'altro, o sono la stessa cosa? Perché la soluzione non è solo economica. Prego? Dati previsti sono potrebbe essere anche di tempi, però siccome lei poi, se si prende l'articolo 7, il comma 7 dell'articolo 120, le ammette le varianti di riduzione per trovare i soldi per pagare le compensazioni a qualsiasi titolo, il tema della rinegoziazione è anche economico. Sì, ma non è solo sì, ma come lo trovo? Ma come lo trovo? Ma come le sposo le due norme? Allora io ho una disposizione, articolo 60 mi obbliga a inserire la clausola di revisione. Clausola di revisione che ha una sua strada, perché è detto, guarda, che per i lavori e per i servizi e forniture l'Istat pubblicherà gli indici di aumento fatti per i lavori sui costi dei lavori, mentre sui servizi e forniture sui costi di produzione o i costi o i prezzi di mercato. Il MIT poi è abilitato a, diciamo, integrare con propri decreti questi indici rilevanti. Lo scostamento determinato da questi indici, al netto dell'area del 5%, comporta il diritto dell'appaltatore a ottenere l'80% dell'incremento. Quindi abbiamo gli indici, li confrontiamo con il valore dell'appalto. Una volta che abbiamo individuato l'incremento percentuale, eliminiamo l'area del 5, di quello che resta viene pagato l'80. E questo dovrebbe essere un effetto automatico che peraltro, seguendo la linea che ci dicevamo prima con l'avvocato Urbani, con il collega Urbani, sul tema dell'applicazione del nuovo codice dopo il 1° di luglio ai contratti dopo il 1° di luglio e del decreto legislativo a quelli prima, significa che i contratti stipulati per gare indette dal 27 gennaio 2022 in poi avranno tutte una clausola revisionale, perché quelli contratti stipulati in esito a gare bandite successivamente al 22 gennaio avranno la clausola revisionale dell'articolo 29 del DL 422. Quelli stipulati dopo il 1° luglio, cioè gare dopo il 1° luglio, avranno l'articolo 60. Allora, sta rinegoziazione a chi si applica? Se non è alternativa alla revisione prezzi, idea che mi sono fatto io, la revisione prezzi con quegli indici non garantisce l'equilibrio del contratto. In quel caso l'appaltatore può chiedere la rinegoziazione col comma 8 dell'articolo 120? Secondo me sì, perché è il principio che vuole che sia in equilibrio. Qualcuno dirà, ma è possibile che con l'Istat? Beh, vi dico che tutti gli appalti di servizi che godevano della revisione prezzi ai sensi dell'articolo 115
del precedente codice, decreto legislativo 163 e quant'altro, nel periodo in cui hanno adottato le norme per gli appalti di lavori, pur avendo la revisione prezzi fondata sugli indici Istat, non avevano alcuna remunerazione, perché l'indice Istat è quello dell'anno precedente e quindi a fronte di aumenti del 22, 23, 27, 28%, il coefficiente dell'indice Istat nell'ambito delle formule che vengono adottate era l'1% o lo 0,1% addirittura in alcuni casi. Quindi è possibile immaginare che l'indice Istat non sia idoneo. Tra l'altro, seguendo la critica dell'ANCE all'articolo 60, l'ANCE, oltre ad aver detto guarda 5%, 80%, ALER aliquota versabile, la vorrei 2% e 90%, voglio dire, è sempre meglio essere ricchi che poveri, quindi meglio prendere di più che di meno, ma il tema vero che ha posto è: non è che vi siete dimenticati di inserire all'interno degli indici che servono il costo del personale relativo ai contratti collettivi di lavoro, e se questo fosse, cioè se gli indici poi non riportassero nei costi di produzione effettivamente quei costi del personale, non sarebbe stata data completa attuazione alla delega di cui alla legge 78, cioè quella per cui è stato fatto, in esito al quale è stato fatto il codice, perché all'articolo 1,2 lettera C dice espressamente: trovate il sistema di rinegoziazione e revisione dei prezzi compresi i costi dei lavoratori. Quindi secondo me, in prima battuta, nell'eventualità in cui un contratto goda di una clausola revisionale, ma quella clausola non sia obiettivamente idonea a coprire, l'appaltatore può dare impulso alla rinegoziazione. Sarebbe un'ipotesi in cui la rinegoziazione non è prevista espressamente in contratto, ma l'appaltatore dà corso alla rinegoziazione. Bene. Altre ipotesi quali sono? Già io trovo difficile che con la clausola di revisione l'amministrazione inserisce pure la rinegoziazione, ma le altre ipotesi quali sono? Nessuna, se ragioniamo come ragionavamo stamattina, che il codice si applica ai contratti successivi alle gare bandite il 1° luglio, no? Si applica solo a questi contratti applicati, e solo nell'ipotesi in cui la revisione prezzi non sia in grado di soddisfare il principio dell'equilibrio, perché tutti i contratti dovrebbero avere la revisione prezzi. Tra l'altro io penso che se un'amministrazione non lo inserisce, in base al vecchio principio dell'integrazione eteronoma del bando e quindi poi del contratto, la revisione prezzi dovrebbe comunque essere applicata. Allora io mi domando, ma da dove viene l'istituto della rinegoziazione? Che cos'è? In realtà il giudice, scusate, il redattore del 50 non ha fatto altro che inserire nell'articolo 9 e quindi poi nell'articolo 120 i principi che sono stati enucleati dall'ufficio del massimario della Corte di Cassazione con la relazione 56-2020, 8 luglio 2020, redatta immediatamente dopo l'inizio, perché poi è durata molto di più, della pandemia, in cui c'era un problema sulla tenuta dei contratti, in cui l'ufficio del massimario ha affermato questo principio. Guardate che nel codice civile la causa di forza maggiore, nel nostro codice civile, non è governata. Lo è nel codice americano, lo è nel codice francese, ma da noi non è governata. Che cosa c'è di principio di causa sopravvenuta nel nostro codice? Solo l'articolo 1467, il quale articolo 1467 recita: se per causa sopravvenuta non imputabile il contraente non può adempiere, non può essere ritenuto responsabile. Se questo contraente, l'inadempimento è totale, può chiedere perché c'è l'eccessiva onerosità sopravvenuta, questo contraente può chiedere la risoluzione del contratto. Cioè si scioglie dal contratto perché quel contratto non è più in grado di rimanere in equilibrio. E la Corte di Cassazione ha detto: questa è l'unica cosa che nel codice c'è, ma nel codice c'è anche altri 2 o 3 articoli che parlano di buona fede contrattuale, 1175, 1375, in cui in tutto il corso del contratto le parti si devono
confrontare e devono comportarsi secondo buona fede. Che vuol dire comportarsi secondo buona fede? Secondo buona fede vuole dire che se c'è un'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'unico rimedio non può essere quello dell'estinzione del contratto ai sensi del 1467, ma la rinegoziazione. Anzi, la estinzione del contratto recede di fronte al dovere di riportare le condizioni in equilibrio. Poi non vanno su tutto quello che ha detto la Corte dell'Ufficio del Massimario, che si può ricorrere al giudice, che il giudice decide lui, poi in base a quello che le parti gli offrono in comunicazione qual è il limite della rinegoziazione, perché ovviamente il limite della rinegoziazione non è 100 mi costa, 100 mi dai, perché c'è l'ale contrattuale, ci sono i rischi contrattuali ordinari e quant'altro. Ma solo questo per dirvi che trae origine il concetto di rinegoziazione, che chi l'aveva mai sentito adesso oggettivamente nasce da quello che ha affermato la Cassazione, e anche nella scrittura sono, diciamo, usati dei termini della Cassazione. Ma allora, se così è, ma non è che sta rinegoziazione dovrebbe trovare applicazione anche per quei contratti stipulati per gare precedenti al codice? Perché altrimenti non avrebbe senso. A mio parere, ma io voglio dire, faccio l'avvocato di provincia, non avrebbe senso dire ho messo un sistema revisionale, ti metto pure la rinegoziazione, ma per i contratti che dal 31/12/2023 non avranno più nessun rimedio, a meno che non venga prorogato il decreto aiuti. Voi sapete meglio di me che il decreto legge 50 è stato prorogato fino al 31/12/23 con l'articolo 1. Stiamo lavorando. Sì, ma non è che ci state lavorando. Adesso avete il problema che con quei 14 miliardi in più di interessi non c'hanno più il fondo, perché il problema... Comunque, per arrivare al sodo, perché dobbiamo chiudere, critiche da parte mia al meccanismo, sia della revisione che della rinegoziazione. L'ho detto forse un'altra volta che c'era la collega, anche il dottor. Gli istituti vanno bene, no? Per carità, meglio di niente, come diceva quello, piuttosto è meglio di niente. Ma il vulnus vero è sul recupero delle risorse finanziarie, perché è reiterato lo stesso principio del DL 76, scusate, del DL 50, ma che c'aveva in paracadute il fondo ministeriale. Perché il DL 50 che cosa prevede? E anche l'articolo 1,458 della legge 197 prevede che le stazioni appaltanti usano i ribassi d'asta entro una certa soglia se non sono già impegnati da un'altra parte, certo, gli imprevisti che c'è nel quadro economico, altre somme di altri appalti che sono finiti e che teoricamente, che peraltro tutti questi appalti che sono finiti e che hanno risparmi è difficile, perché oltretutto il Ministero adesso chiede lo 0,5% su tutti i ribassi d'asta, no? Con una norma che è stata fatta, pure quella costituzionale, non credo. Ma quindi il sistema è questo. Fino a che ci sarà il fondo statale, probabilmente gran parte delle risorse saranno erogate, al di là che prima era una ripartizione proporzionale, adesso è una ripartizione cronologica, cioè chi prima arriva prima riceve i denari. Ma quando non ci sarà più il fondo sarà un problema. Per carità, il mercato si stabilizzerà, la revisione prezzi. Allora, sempre, io mi ricordo che quando c'era la revisione prezzi, la revisione legale dei prezzi, quella vera, quella che si faceva col programma lavori e che c'erano ogni 6 mesi, no, ma Gianmaria, dipende dall'età, so, ma ogni 6 mesi c'erano le commissioni provinciali che davano lo scostamento, istituto assolutamente da salvaguardare, ma che chiaramente è stato azzerato perché nella pratica operativa i programmi esecutivi erano diversi dai programmi revisionali. I programmi revisionali c'erano i lavori fatti tutti alla fine, così l'incremento revisionale era del 300%, i lavori venivano fatti normalmente. Quindi per effetto di un non corretto uso dell'istituto è stato eliminato l'istituto medesimo. Ma quell'istituto prevedeva che dentro il quadro economico
le stazioni appaltanti dovevano prevedere con una proiezione probabilistica quanto sarebbe stato erogato a titolo di revisione prezzi. Quindi se faccio un progetto e dico che ho 1 milione di opere, 10% di spese tecniche, 10% di imprevisti, come si chiama? Oneri per la sicurezza, oggi bisogna pure scorporare costi del personale, bisognerebbe anche scrivere 10% per revisione prezzi o per rinegoziazione, perché se non viene collocata una somma nei quadri economici, io credo che l'istituto avrà poca diciamo fortuna quantomeno per l'effettivo riequilibrio, perché poi mi domando, e qui veramente chiudo, non vi devo più, che succede se l'ente dà impulso ai calcoli di revisione, dà impulso ai calcoli della rinegoziazione e poi dice guarda viene 100.000 euro ma io ce n'ho solo 30.000 in base a tutte le fonti da dove devo recuperare le risorse. Qual è il comportamento che l'ente può e deve soprattutto adottare? Un ente che non vuole andare a prendere finanziamenti da altre parti si potrà difendere a mio avviso con l'affermazione che si è comportata in coerenza con la legge e che non avendo risorse ulteriori null'altro può dare, il che metteremo chiaramente in mano al giudice ordinario e poi pure lì andrà capito se il giudice ordinario o il giudice amministrativo, io propendo per quello ordinario, se effettivamente l'ente può sottrarsi al pagamento nel momento in cui non ha le risorse su quelle voci da dove le dovrebbe ritrarre in forza della legge. Grazie.